ed è importante anche per la comunità, tanto che abbiamo fatto di tutto per avere la professoressa, le professoresse, ci sente un po' di... Sì, le professoresse, la professoressa Soraccia Antonella e Mirta Vernice, che sono venuta una da Edimburgo e l'altra è venuta da Milano, da Urbino via Milano, giusto Mirta, e sono qua gratis. Che sono qua gratis, bisogna dirlo, forte questo, quindi hanno ritagliato una porzione del loro tempo molto, molto importante per venire qua da noi, e quindi io veramente vi ringrazio per questo, per tutti, perché vi siamo molto grati per questo. Ho qua la mia compagna di viaggio con cui abbiamo fatto tutto questo insieme e abbiamo lavorato come dei sciagurati, dei disgraziati per fare questo, e siamo molto contenti per ora di essere arrivati alla conclusione. Detto questo, passiamo ai ringraziamenti anche di altre persone, il comune di Proaghe prima di tutto, e qua abbiamo, dove sei Elvira? Ecco, più lontano non potevi dire, cioè voglio dire, a momenti te ne vai fuori. Elvira, che è consigliere comunale, che ha la delega anche alla cultura e che rappresenta quindi il comune di Proaghe, che vogliamo ringraziare perché il comune di Proaghe, così come il comune di Ossi dove eravamo ieri e dove abbiamo fatto la stessa cosa che faremo qua, l'abbiamo già fatta ieri, hanno dato un patrocinio e anche il contributo in Arjan, devo dire money, in dinari per pagare i biglietti alle nostre professore. Ok. Ringrazio tutti i presenti naturalmente, che ho salutato molte mie maestre che veramente con cui ho passato dei momenti, qualcuno mi diceva anche quando ci rimproverava, però era bello lo stesso, sì è vero, era bello lo stesso, io non mi ricordo così tanto, poi diceva no, discutevamo, la criticavamo, sì, vero, ho detto tanto voi vai su Wikipedia, quindi alla fine, bene. Detto questo, però, ecco, passiamo ai saluti istituzionali, quindi io chiamo qua innanzitutto il rappresentante del comune di Proaghe, cioè la signora Elvira Maiori. Bene. Funziona? Spero di sì. Mi sentite? Sì. Buonasera a tutti e benvenuti qui a Proaghe, vi do i saluti da parte dell'amministrazione. Sono emozionata oggi perché intanto abbiamo qui lui, come ha detto, tanti lavori fatti insieme ed è sempre un piacere. E poi anche perché partecipare a questo convegno che parla di lingue, anche se come l'ha chiamata prima, lingua minoritaria, anche se lingua minoritaria, l'importanza comunque di studiare all'interno della scuola una lingua minoritaria che si potrebbe benissimo parlare anche a casa, con i nonni, con i genitori, con me no, perché non sono sarda, però cerco sempre di apprendere. Quando sento parlare il sardo mi soffermo e se qualcuno mi dice ma non capisci? No, continui, perché voglio cercare di capire, no? A distanza di 20 anni che vivo in Sardegna. Sono cresciuta con 2 lingue. Non chiedetemi qual è la lingua madre, perché non lo so. Sono cresciuta col tedesco e con l'italiano. Quando mi arrabbio in tedesco, a volte sogno in italiano, quindi dipende un po' dal mio stato d'animo, no? Quindi crescere proprio con 2 lingue, che sia una lingua minoritaria, è importante perché si ha comunque una velocità mentale in più rispetto a chi cresce con una lingua. È un dato di fatto. Quindi niente, sono proprio curiosa di partecipare a questo convegno e vedere un po' i risultati dei nostri ragazzi. Grazie. Saluto anche, prima di passare la
Riccardo Pisu Magia. Saluto Enrico Lubina e Fabio Usala che sono venuti da Cagliari apposta per questo incontro. Saluto Vannaledda e Vittoria Campus che sono appunto, siete in pensione tutti e due, anche voi, è vero, sono state formatrici degli insegnanti che hanno portato avanti la sperimentazione del sardo a scuola. Noi abbiamo iniziato con la formazione e loro hanno fatto questo lavoro importante, perché senza la formazione, dicevamo anche ieri, non si può mandare allo sbaraglio un insegnante e non si può non dare gli strumenti agli insegnanti per poter fare quello che si chiede di fare. Ecco, sarebbe troppo comodo, ecco, voglio dire. Saluto anche Francesco Ballone e Gloria Turtas, che sono componenti dell'associazione Susanna Uniscola e che hanno condiviso con noi questo progetto i cui risultati saranno presentati stasera. Bene, detto questo, invece passiamo agli altri saluti istituzionali. Direi di passare a Riccardo. Dove sei Riccardo? Eccolo qua, Riccardo Pisu Magia, che è il presidente di AMS. Gloria. Grazie a tutti, un grazie per fare Gloria che è me da proporre per giocare. Non è vero, ma siccome Riccardo ha parlato ieri, si stanno mandando ieri la sua. E come vedete parla inglese purissimo. Sì, esatto, la mia mamma è inglese appunto. Però lo saluto dall'Assemblea Nazionale Sarda, AMS, siamo molto contenti di essere oggi qui e di presentare Kingiani e Vittoria, la professoressa dell'Università di Muru, questo progetto. Io e Violino, grazie. I test ANS, Assemblea Nazionale Sarda, è un sozio apartitico, democratico e plurale, che cerca di varicare coscienza nazionale, elettorale scoprire una coscienza del popolo. I tacchini, come cerchiamo di discusso, cerchiamo di luacere, promuovere il patrimonio linguistico, storico e culturale sardo. E hanno proprio stasera siamo che però sul patrimonio linguistico sardo. Volume solo in estresa lo progetto di ANS se piccano dell'antisi prossa lingua. Noi cerchiamo di non occupare di tutto la lingua di Sardegna, però questo progetto torniamo per toccare mescamente su sardo. Uno è sul primo Kibonnaro, che è meta d'importo fino a lunare le note questa sede, e che potete essere in continuo chi siamo chi sono presentati stasera, è una campagna di sensibilizzazione che Assemblea Nazionale Sarda è a che nelle università e sta a narrare gli studenti delle università hanno il diritto di iscrivere e anche l'esareno delle tesi per narrare il sardo. Battapito caso di questo tipo, noi abbiamo scollito tutti i titoli di questa tesi che sono state presentate in sardo, adesso sono 80 a oggi, e tutti i casi insomma che hanno scritto di studenti che hanno atto l'arreglio finale della tesi sardo. E questa tesi, questo scritto lo sono messi, lo accattate nel suo sito di ANS. E abbiamo fatto poi, abbiamo stampato sticker con le sue università che hanno scritto agli iscritti di poter laureare il sardo, mentre via gli studenti se non gli iscritti che hanno questo diritto. E noi stiamo cercando di sensibilizzare le sue università del puro che gli studenti hanno questo diritto. E tanto se vediamo in continuo chi sono presentati stasera, magari questo spizzinello, chi in sta primaria hanno fatto questa lezione di sardo, magari a mano hanno a laureare il sardo, proiette nono, e sono diritto che questo spizzinello, che poi hanno a diventare uomini e femmine, denare da primaria a scuola di infanzia
a sa primaria, a sa secondaria del primo e secondo grado e fino alla sua università. Questo metà sa non l'ischini e tanto che cambiare a questo. Un altro progetto un altro evento più che un progetto è steso che abbiamo a fare mercoledì chieniti online dove abbiamo a freddare a martedia dell'Imbasarda e sa giustizia. Abbiamo invitato due avvocati e un tecnico del suo tribunale di Aristanisi proprio per dare del suo diritto di essere rappresentata dal Sardo Vinasa in suo tribunale e in suo processo. E di fatto si poi abbiamo a freddare Vinasa del suo processo Zuncheddu, che non è così conosciuto, però in questo caso pure un uomo ha colato 30 anni in prigione d'innocente, che hanno poi, grazie a un tecnico che conosce a usarlo e che ha studiato certa intercettazione, è stato dimostrato che è innocente. Ma come ti dite, Gesù Sardo è importante in tutto il locus della società nostra, della società moderna. Dai locus del suo tribunale, ma si deve cominciare dalla scuola. E tanto ringrazio a tutti quelli che hanno partecipato a questa kirka che hanno bisogno. Tanto, se siete interessati a su chi ha che nos accattate sui social, Instagram e Facebook. Grazie a tutti. Gloria. Bene, chiamiamo la dirigente scolastica, la professoressa Maria Giovanna Setta, che appunto è il mio successore, che ha preso la mia eredità. Grazie. Bene. Allora, è una grande emozione essere qua vicino al mio, collega, io ancora non mi butto, ex collega, perché giustamente la sua attività all'interno della scuola non viene mai a mancare, è sempre presente, guida in tutti i sensi. Quindi intanto una grande emozione essere qua con tutti voi, non solo per quanto riguarda i docenti dell'Istituto Comprensivo di Pertugast, chi lo ha rappresentato, chi lo rappresenta in questo momento, ma chi in questo momento, anche con il da fare dei viaggi, quant'altro eccetera, è venuto qui per dare senso, significato a ciò che questa scuola, a ciò in cui questa scuola crede. Ed è proprio ciò che crede in questa scuola che mi ha dato fiducia quando sono arrivata circa 3 anni fa. Non è facile per un dirigente, giustamente quando arriva, imbarcarsi in una sorta di processo anche culturale e di apprendimento anche per gli alunni, per gli utenti, completamente nuovo, perché per me è stata un'esperienza dal punto di vista professionale completamente nuova. Io provenivo da un liceo, da un'altra esperienza come dirigente in un liceo, eccetera, ho insegnato tanti anni, però non avevo mai assolutamente implementato né da docente né da dirigente l'esperienza appunto dell'insegnamento della lingua sarda. Non dico della sperimentazione, ma proprio dell'insegnamento, perché poi ho giustamente appreso che all'interno dell'Istituto Comprensivo di Pertugas la lingua sarda è lingua a tutti gli effetti di disciplina e all'interno del curricolo, e questo è quello che giustamente distingue questa scuola, anche appreso dai convegni che abbiamo partecipato a livello regionale, a livello anche nazionale, e ciò che ci distingue attualmente anche da tutte le altre scuole che stanno avviando questo tipo appunto di esperienza, progettuale e quant'altro. Quindi sicuramente anche per me come dirigente non è stato facile intraprendere questa esperienza, però dove ho trovato, se vogliamo, fiducia e vogliamo anche coraggio, anche grinta di giustamente accogliere questa situazione per me nuova. L'ho trovata nei docenti, l'ho trovata nel corpo docente, che già avevano, prima che arrivassi io, acquisito anche un bagaglio di strumenti, quella famosa cassetta degli attrezzi che ci serve proprio per poter andare avanti. Quindi perché i docenti avevano fatto anche la formazione, acquisito anche delle competenze, perché anch'io da bambina ho sempre parlato la lingua sarda. E ora apro una piccola parentesi, riguardo sempre quella. Ringrazio la mia maestra allora, quando ero bambina, alla quale dissi: maestra, ma io la poesia del Natale gliela posso recitare in lingua sarda? Lui si proprio così in silenzio, quasi non volevo essere vista perché parlare sardo era quasi una vergogna. E potuto dirlo, io non parlavo,
facoltativi in quel momento a tutti i miei compagni di classe. È sempre qualcosa che è rimasto tra me e la mia maestra, che ringrazio comunque. Ora invece non è così. Ora io giustamente con le mie passeggiate all'interno delle classi, con quello che vedo da parte appunto delle maestre e dei docenti, i nostri bambini vivono questa esperienza, è una grande emozione, fa parte della loro identità, perché la lingua è identità e riconosce il proprio sé all'interno di un contesto, che è il contesto più ampio, è il contesto europeo. E qui oggi naturalmente chi rappresenta l'Europa e Edimburgo, chi rappresenta il territorio a livello nazionale e quant'altro ce lo può dimostrare. Quindi avrei anche tante altre cose da dire, ma sicuramente sono tutte improntate ad una fiducia in quello che questa scuola potrà ancora fare. E non è facile perché la formazione va curata, l'ha detto anche il professor Marcos adesso, quindi la formazione doverosamente dobbiamo perseguire e curarla, perché ripeto, i bambini sì, possono avere il loro bagaglio per quanto riguarda la lingua, però l'insegnamento della lingua è altro, quindi dobbiamo sempre affinare questa, tutti gli attrezzi che ci servono. Bene, un grazie a tutti. Vi ringrazio per una volta e quindi sono anch'io molto desiderosa di apprendere con voi in questo momento. Grazie. Bene, possiamo passare alla fase successiva. Io darei la parola a Maria Vittoria, che lei è stata l'idea di questa ricerca, è partita da lei. Quindi lei è stata la mia spina nel fianco. Vediamo non troppo doloroso. Prego, passa dall'altra parte. Puoi prendere anche l'altro, se vuoi oppure puoi prendere. Devo essere giusta solamente che io introduire la relazione che la fare Antonella Soracci e Mirta Vernice nelle di cui Salica che noi abbiamo fatto non è Sardegna che si svolge di Sardegna, però poi vado una referenza a Manna un sassanterativo cosa può andare a capo informazione della chicca che sono stata fatta inizialmente ai comuni di Sardegna. Una prima dica l'ho fatta adesso usando soltanto in scuola disegno, in una insegnare in scuola media. Tra parentesi, devo giuro, sono emozionata, avete la prima e poi, che noi altri insegnanti zero, fino chiaro. Il salto 72-73. Mega soetta, questa invece l'ha fatta in scuola media di Senna, dopo il chiaro sono da Senna. E questa ricca che viada intercomente, soffizzinoso, si discriminano in breve, usando essi italiani. Hanno scritto batto temas, due di argomento locale, due di argomento invece più generale, in saldo in italiano, uno prima in saldo e poi in italiano, usato prima in italiano e poi in saldo, e il tedesco buona di utenza. Su suo tema sul saldo analizzato in prende categoria semantica e categoria non semantica, las interferenze, insomma, uno bene e altre categorie. Il tedesco buona, chi imprende due cose si descrive questa realtà in una maniera diversa. In sardo tattarese si espressano le due emozioni. Nel momento uno tema è una medicina che imprende usando ha descritto un'idea di un dramma che aveva vista un guru e che fosse desurare non aveva fatto mai prima. Poi si conta la realtà in una maniera più connotativa, si varia le cose particolari e concrete. E questa è un'ipotesi che Sarica, l'ipotesi vista su contrario, invece Sarica ha dimostrato di prendere
Susani, su Tartaresu, Paolo Pizzino, a secondo italiano su Tartaresu, si hanno la stessa capacità di oggettivare e generalizzare la realtà. Però proprio questa categoria che ha proprio segnato questa differenza tra i due codici è stata questa categoria incrocio che unia su generale a su particolare, su concreto e su astratto. Questa capacità di passare dal su concreto, dal su particolare a un'idea più generale e a su contrario, dal su generale a su particolare, esce una capacità di mano. Quindi, ecco, appunto sul risultato, questa ricca è stata pubblicata in rassegna italiana di linguistica applicata, nel 89, che all'epoca fu diretta da Renzo Tittoni, che fu studiata a Sirius a psicolinguistica in Italia. Un'altra ricca è stata fatta in Durgale dalle università di Garcedu e di Strathclyde in Nicosia. In due abitanti in Durgale, in Sardegna e Storno in Nicosia. Hanno fatto parecchia prova. Riprodurre il schema colorato, ripetere serie di numeri, definire in maniera chiara per aula, soluzionare problemi. Ciao. E soluzionare il problema, sono stata pure comprata questa abilità nella metalinguistica, che su questa capacità deve riflettere sulla lingua, che si crea e che si pratica. Sono risultati sono stati che soprattutto sottende dal pizzino di lingue, in questo caso, in questa vita, questa gara usa a andare ora, vi vedo un gruppo di controllo, invece sul gruppo sperimentale e sul gruppo di controllo. E so bilingue, saldo italiano, sardinico, gaelico, tozzese, inglese e nicosia, hanno ottenuto il punteggio più magno, più usato, che chi non fragaiana la lingua. L'ultima, ma non la è una ricca che hanno fatto il Sicola di Vanna Letta, che è il 9, e Nicola in cui hanno valutato sa capacità di metalinguistica, cioè di riflettere sulla sua lingua, in italiano. Imprende soltanto test che sono stati elaborati da questa professoressa appunto, che si chiama Mariella De Tettoni. Il sebbene di Vosa, che sono pizzino che hanno fatto usato, soprattutto l'uso che l'hanno fatto dai 7 anni, a Iana, meglio capacità di essi esprimere in italiano, conosciano mezzo italiano. L'UIT fomenta in aria uno di usario attivo e chiede l'imbalzo essa misoria. Tutto l'ha compreso, questo riemmo, e come dosa verrà a sa professoressa Soracce, chi lo sa impiegare con un'unica scientifica e ragione scientifico contenuto del vero. Grazie a tutti. Grazie, buonasera a tutti, sono felice di essere qui in Sardegna, la Sardegna fa parte della mia storia, della mia infanzia, della mia vita, perché mamma era sarda, era di Pozzomaggiore e io sono nata non in Sardegna, sono nata e cresciuta nel Veneto, mamma non mi ha parlato mai sardo, però parlava con parenti che anche loro vivevano nel Veneto, quindi io capisco tutto. Capisco il sardo, ma non lo parlo e non ho potuto neanche parlarlo ai miei figli quando sono arrivati. E
mi occupo di ricerca sul bilinguismo e sul multilinguismo a Edimburgo, ma non solo a Edimburgo. Facciamo ricerca su come si impara più di una lingua, sia da bambini molto piccoli, bambini più grandi, giovani adulti e anche adulti molto più avanti con gli anni. Quindi nel corso della vita, il bilinguismo nel corso della vita. E cerchiamo di capire appunto quali sono gli effetti del bilinguismo. Quello che vi dirò nella mia presentazione vuole dare un po' di contesto al nostro studio, allo studio che abbiamo fatto tutti insieme sull'insegnamento del sardo, sull'uso del sardo a scuola. E direi come contesto generale vorrei iniziare dalla sfida della globalizzazione. Questa mappa mostra la diffusione dell'inglese. Più scuro è il verde, la tonalità del verde, più diffuso, più persone parlano l'inglese. E vedete che l'inglese ovviamente è molto diffuso, in certe aree molto più che in altre, però è la lingua che tutti vogliono imparare, è la lingua al momento più prestigiosa. La tendenza generale è che la diversità linguistica sta scomparendo. Questa purtroppo è una cosa molto reale e molto triste. Ci sono circa 6.000-7.000 lingue parlate nel mondo, nessuno sa esattamente quante. Di queste lingue, 25, solo 25, sono parlate da più di metà della popolazione mondiale. Questo vuol dire, prima di tutto, che la stragrande maggioranza delle lingue sono lingue che vengono parlate, sono lingue di minoranza che vengono parlate in ogni paese con altre lingue di maggioranza. Quindi questa è la situazione. E la situazione è veramente tragica perché, come prevede l'UNESCO, entro la fine di questo secolo la metà delle lingue esistenti sarà scomparsa. Questo vuol dire che le lingue scompaiono perché non vengono più parlate da una generazione all'altra. Quindi è una situazione molto triste, credo che non possiamo fare nulla per fermare questo processo, per arrestare questo processo, però possiamo fare molto per rallentarlo, per mantenere le lingue di minoranza in vita il più possibile, e questo ovviamente si applica al sardo. Quindi, cosa dice la ricerca come contesto generale? Prima di tutto ci sono ancora molti miti, molti fraintendimenti, diciamo, sul bilinguismo, e bisogna distinguere questi fraintendimenti, questi miti, dai fatti che stanno emergendo dalla ricerca. Per esempio, per quanto riguarda i bambini, molta gente pensa ancora che crescere con più di una lingua causi confusione nei bambini. Molte persone pensano, ma non sarebbe meglio imparare una lingua prima e poi, quando quella lingua è abbastanza forte e sostenuta, si impara un'altra lingua, ma insieme un bambino non impara nessuna lingua bene. L'altro fraintendimento, l'altro mito è che se un bambino viene da un altro paese, per esempio un bambino di una famiglia immigrata che ha un'altra lingua a casa e deve imparare la nuova lingua di maggioranza, che è anche la lingua di scolarizzazione, si anticipano dei problemi. Questo bambino avrà dei problemi. E questo purtroppo lo vediamo anche in Scozia, ci sono ancora scuole dove i bambini immigrati vengono inizialmente isolati, non vengono integrati nelle scuole, nelle classi, finché non si pensa che abbiano raggiunto un livello sufficiente di conoscenza dell'inglese. E poi, come dicevamo, lingue inutili e lingue utili, o lingue utili e meno utili, se vogliamo usare questi termini. Quindi le lingue come l'inglese sono lingue prestigiose, sono lingue desiderabili, sono lingue economicamente importanti, perché quello che rende una lingua economicamente importante e desiderabile è il grado di potere economico e politico del paese dove si parla questa lingua.
Quindi anche per questo che vediamo il cinese fino a 30-40 anni fa non lo voleva imparare nessuno, adesso è diventata una lingua più desiderabile perché sappiamo che la Cina sta emergendo veramente come potenza mondiale. E le lingue di minoranza, le lingue che vengono parlate solamente in alcuni luoghi, ma anche le lingue di immigrazione, che magari sono parlate da milioni di persone nei paesi dove vengono parlate, ma vengono considerate lingue di minoranza se sono lingue di immigrazione. Queste lingue non vengono considerate utili allo stesso modo. Cosa dice la ricerca? Per esempio dice che quest'idea di confusione è completamente sbagliata. Anche un bambino molto piccolo è in grado di distinguere le due lingue a cui è esposto, molto prima di imparare abbastanza parole, di vocabolario, molto prima di imparare la grammatica, perché si basano sul sistema dei suoni, su diverse intonazioni delle due lingue, ma anche sulle espressioni facciali che si usano quando si parla una lingua e quando si parla un'altra lingua. Quindi questa idea di confusione è veramente non sussiste. E come diceva Maria Vittoria, la conoscenza delle lingue può dare abilità metalinguistiche, quindi una conoscenza implicita di come funzionano le lingue in generale. E questo facilita l'apprendimento di altre lingue. Quindi imparare una terza lingua quando si parte da due lingue, o una quarta lingua quando si parte da tre, è più facile che impararne una quando si parte solamente da una lingua. E quindi è questo che diciamo, i vostri figli, se crescono col sangue italiano, l'inglese lo imparano più facilmente. Quindi l'inglese sì, desiderabile, ma avete una grande risorsa qui che può favorire anche l'apprendimento di altre lingue. E poi c'è molta ricerca sulla mescolanza delle lingue, un altro fattore che preoccupa genitori, preoccupa insegnanti, quindi mio figlio è confuso perché mescola le due lingue. In realtà quello che dimostra la ricerca è che la mescolanza delle lingue ha una grammatica, segue regole molto precise, quindi non è una mescolanza a casaccio di elementi di una lingua e elementi di un'altra lingua, in realtà segue delle regole ben precise. Quell'esempio che forse non potete neanche leggere è un esempio di uno dei miei figli che da piccolo diceva cose tipo: mamma, mangiamo patate crunciose stasera? Cruncioso non esiste in italiano perché è una copia dell'aggettivo crunchy in inglese, che vuol dire appunto. Però se osservate quella frase è completamente corretta, perché crunciose si accorda con patate, entrambi femminili plurale. Crunciose segue il nome patate, in inglese dovrebbe venire prima. Quindi vedete che è un esempio di mescolanza, ma è un esempio di mescolanza creativa che dimostra conoscenza di entrambe le lingue. E poi fuori dall'ambito del linguaggio, e questo sarà anche importante per quello che diremo in seguito, a crescere con più di una lingua favorisce una maggiore comprensione delle prospettive altrui, del fatto che è possibile avere un'altra prospettiva, del fatto che è possibile avere un altro punto di vista rispetto al proprio. E questo proviene dal fatto che un bambino bilingue capisce molto presto che non tutti sono bilingui nelle lingue che parlano loro e quindi devono scegliere la lingua giusta a seconda della persona con cui parlano. E questo implica uscire dalla propria prospettiva linguistica e abbracciare la prospettiva linguistica dell'altra persona. E questo viene esteso al di fuori dell'ambito linguistico e provoca appunto una maggiore comprensione delle prospettive altrui. E poi moltissima ricerca sul controllo dell'attenzione, ma non solo per le lingue, nella vita di tutti i giorni. Dobbiamo fare attenzione a quello che facciamo. Se ci facciamo distrarre in continuazione da altri fattori, non finiamo quello che stiamo facendo, non lo facciamo molto bene. Quindi imparare a controllare l'attenzione
l'attenzione in modo a focalizzare l'attenzione su quello che è importante, ma anche a passare da un compito all'altro, un compito che richiede attenzione a un certo fattore e passare a un altro compito che richiede attenzione a un altro fattore, quindi rifocalizzare l'attenzione. Questo è un altro vantaggio potenziale del crescere con due lingue, perché da cosa proviene? Dal fatto che quando si parla una lingua bisogna escludere l'altra lingua o le altre lingue se ce n'è più di una, perché tutte le lingue sono attive, non si può spegnere una lingua la mattina, la si mette nel cassetto perché tanto oggi non serve. Quindi vi sto parlando in italiano, ma l'inglese, il francese, le altre lingue che conosco meno bene, sono attive nel mio cervello e il mio cervello attivamente sta cercando di escluderle. E questo questa continua azione di esclusione delle lingue non parlate, non rilevanti al momento, viene estesa al di fuori dell'ambito linguistico e può creare le basi per un maggiore controllo cognitivo dell'attenzione. E molto brevemente, è possibile imparare un'altra lingua da adulti? Cercate di imparare un'altra lingua, perché intanto non è mai troppo tardi. Chiaro che se uno inizia a imparare una lingua a 60 anni ha meno spazio davanti di un bambino piccolo, va bene? Però dal punto di vista cognitivo il cervello funziona ugualmente bene, anzi può beneficiare dell'esperienza acquisita fino a quel momento. E quindi è possibile imparare una lingua da adulti in modo implicito, non è solo necessario andare in una classe dove c'è un insegnante che ci spiega le regole e poi ci corregge quando facciamo errori. No, si può imparare una lingua tramite immersione nella lingua, quindi in modo implicito, in modo non cosciente. E poi ovviamente ci sono degli effetti, tornerò su questo punto tra poco, non solo dalla prima lingua alla seconda lingua, ma anche in senso contrario. Quindi la prima lingua, la lingua materna, cambia anche negli adulti come un effetto dell'acquisizione di un'altra lingua. Quindi si possono raggiungere competenze molto alte e la plasticità nel cervello può anche favorire un invecchiamento più sereno, nel senso che certe facoltà cognitive che inevitabilmente declinano nel corso della vita, ma ci sono modi di compensare tramite il bilinguismo per queste perdite e ci sono dei casi di invecchiamento patologico, quindi certi casi di demenza senile che vengono ritardati, solo ritardati, non esclusi o evitati, ritardati dall'esperienza bilingue, nel senso che ci sono 4-5 anni di vita più indipendente rispetto a una persona che non parla abbastanza le lingue. Quindi non si evita l'Alzheimer, come spesso viene, e questo viene interpretato in modo errato, ma si può ritardare la comparsa dei primi sintomi. E questo vuol dire che non importa quali lingue, quindi parlavamo delle lingue di minoranza e delle lingue prestigiose, economicamente importanti, ma da questo punto di vista non ha importanza di quali lingue stiamo parlando, perché qualsiasi lingua è efficace, conta il fatto di avere più lingue nel cervello, quindi non ci sono lingue utili o lingue meno utili e questo implica anche, comporta anche la conoscenza delle lingue dei segni, che sono lingue come tutte le altre che usano una modalità diversa. Ma quindi qualsiasi lingua va bene. E va anche detto che il bilinguismo non è perfezione, quindi questi effetti positivi non si verificano in tutti i casi perché ci sono molti fattori che contano. Quindi invece di classificare le persone come bilingui o monolingui, bisognerebbe classificare le persone come più o meno bilingui o plurilingui su una dimensione continua
che può variare a seconda di molti fattori. L'uso delle lingue nelle comunità, per esempio. Ci sono comunità dove tutti sono bilingui, tutti capiscono e parlano entrambe le lingue, e ci sono invece comunità dove la lingua A si parla solo a casa, la lingua B si parla solo fuori casa. Quindi questi effetti nella ricerca vanno ancora compresi, stiamo cercando di capire come interagiscano questi effetti e dove ci pongano su questo continuo del bilinguismo. E ci sono, come ho detto, appunto, diversi modi, diversi tipi di esposizione alle lingue, di passaggio da una lingua all'altra, e è importante che un bambino che impara 2 lingue senta le lingue da una varietà di parlanti. Quindi sentire usare la lingua parlata in modi diversi, che è assolutamente naturale se uno cresce in una comunità dove la lingua viene parlata. La sente parlare da bambini, da adulti, da uomini, da donne, diversi accenti, diversi registri, ma nelle lingue di minoranza spesso la lingua viene parlata solo da mamma o solo da papà, o mamma e papà insieme. Quindi bisogna cercare di creare, se non esiste una comunità, di creare una comunità così che il bambino venga esposto a quello che chiamiamo variazione naturale. Ed è fondamentale che entrambe le lingue siano apprezzate. I bambini sono estremamente sensibili a quello che pensano gli adulti, si accorgono se una lingua è valorizzata o non valorizzata. Ed è importante che il bambino si renda conto che non c'è la lingua importante che si può usare in tutte le situazioni, è quella che si può usare solo in certe situazioni. Entrambe le lingue si possono usare in tutte le situazioni. E vogliamo capire anche i cambiamenti delle lingue, questo è importante anche per il sardo e per qualsiasi lingua di minoranza. Il bilinguismo e le 2 lingue in contatto si influenzano a vicenda. Quindi anche quando uno impara una seconda lingua da adulti, la propria lingua, la lingua materna, cambia in modi inizialmente limitati, circoscritti a certe aree della grammatica. Ma il mio italiano, per esempio, è cambiato perché vivo in Gran Bretagna, in un ambiente anglofono da più di 30 anni, e quindi il mio italiano e l'italiano che i miei figli hanno sentito da me non è lo stesso italiano che io ho sentito crescendo in Italia. E quindi questo va capito, che questi cambiamenti linguistici sono normali, sono assolutamente normali e prevedibili, e vengono anche trasmessi da una generazione all'altra. Ed è anche questo motivo per cui le lingue cambiano nel corso del tempo. Le lingue, se sono ancora vive, le lingue cambiano naturalmente, e tornerò su questo. Mentre invece quando i bambini sentono sempre meno input da un numero di parlanti sempre più ridotto, solo mamma, solo papà, eccetera, eccetera, la lingua, i bambini non imparano più la lingua, e la lingua, se salta più di 2, quante generazioni può saltare una lingua? Non molte, quindi la lingua muore, e abbiamo detto che si prevede che entro 75 anni la metà delle lingue esistenti non ci sarà più. Quindi i bilingui competenti, questa è una cosa che voglio ricordare, non sono la somma di buoni bilingui, e spesso questo è un errore che molte persone fanno. Si aspettano che il bilingue si comporti in modo come il monolingue in lingua A e il monolingue in lingua B, ma questo non si può verificare, perché appunto le 2 lingue a contatto si influenzano a vicenda nello stesso cervello individuale e poi nelle comunità in cui le lingue vengono parlate. Quindi ci sono conseguenze importanti per le lingue di immigrazione, per le famiglie e per tanti ambiti, gli insegnanti, le classi multilingui, gli amministratori, i politici, eccetera. E il bilinguismo in famiglia è un impegno, questo va riconosciuto, perché il bambino deve sentire entrambe le lingue in situazioni in cui è motivato a usare le lingue. È un impegno per favorire la lettura, l'alfabetizzazione nella lingua di minoranza. Quindi questo è importante, perché la lettura intanto apre un mondo a un bambino, un mondo che lo motiva a usare la lingua, ma
ma anche perché appunto consente di esercitare la lingua in diversi contesti. Come ho detto, far interagire il bambino con più parlanti, ma trasmettere messaggi positivi ovviamente sulla lingua, su entrambe le lingue. E questo è particolarmente importante per le lingue di minoranza, come il sardo, perché il bilinguismo è fondamentale per la trasmissione delle lingue di minoranza attraverso le generazioni. E vi dico brevemente i risultati di un paio di studi recenti che abbiamo fatto. Sul sardo, per esempio, abbiamo studiato bambini e adulti, abbiamo studiato abilità linguistiche, ma anche effetti cognitivi, come ho detto prima, effetti al di fuori dell'ambito del linguaggio, e abbiamo trovato che quando c'è una differenza, non c'è una differenza in tutti gli ambiti, ma quando c'è una differenza è a favore dei bilingui, non è mai a favore dei monolingui. Quindi ci sono dei vantaggi che appunto non sono ubiqui, non sono manifestati in tutte le situazioni, ma quando ci sono a favore dei bilingui. Abbiamo lavorato sul gaelico scozzese, dico in Scozia, il gaelico è una delle lingue di minoranza parlata in Scozia, e in Scozia ci sono scuole dove tutto viene insegnato in gaelico. Quindi questa è un'esperienza molto importante dal punto di vista dell'uso del sardo, di cui parleremo fra poco, l'uso del sardo come lingua veicolare nelle scuole. E quindi abbiamo confrontato bambini e adolescenti nelle scuole dove il gaelico viene usato come lingua veicolare, e li abbiamo confrontati con scuole in cui tutto viene insegnato in inglese. E quando c'è una differenza, di nuovo, è a favore di quelli che imparano le cose in gaelico. E abbiamo anche confrontato, non noi, altri colleghi hanno confrontato bambini bilingui in gaelico inglese e bambini bilingui in sardo italiano. E per farla breve, i bambini bilingui in genere hanno punteggi più alti dei monolingui, quindi di nuovo quando c'è una differenza è a favore dei bilingui, ma i bambini bilingui gaelico-inglese in genere hanno punteggi lievemente superiori a quelli ai bilingui sardo-italiano, e questo è probabilmente dovuto al fatto che il gaelico viene usato come lingua di istruzione. Quindi questo appunto verrà elaborato dalla mia collega. C'è anche la questione dei nuovi parlanti di gaelico, quindi in teoria in Gran Bretagna, in Scozia, l'insegnamento del gaelico come lingua veicolare vuole anche favorire la comparsa di questi nuovi parlanti, quindi parlanti che non imparano il gaelico a casa come lingua ereditaria, ma lo imparano a scuola. E quindi la questione è se questi nuovi parlanti di gaelico come lingua veicolare di istruzione come si comportano. Chiaramente nessuna differenza tra parlanti nativi e nuovi parlanti, quindi nuovi parlanti imparano il gaelico molto molto bene, nessuna differenza nei test cognitivi. La cosa di cui la domanda che ci facciamo è se questi nuovi parlanti di gaelico parleranno gaelico ai loro figli quando arriva il momento. Ricordatevi che la trasmissione da una generazione all'altra è l'unica cosa che mantiene la lingua in vita. Ci può essere la politica più incredibile del mondo, ma se questo passaggio intergenerazionale non avviene, la lingua muore. E quindi la domanda è questi parlanti parleranno gaelico con i loro figli? Non si sa, perché l'inglese è una parte fondamentale della loro vita, in un senso diverso dal gaelico. Il gaelico viene più considerato come una materia scolastica, piuttosto che come parte della loro vita quotidiana. E questo è un fattore importante a cui bisogna pensare. È realistico pensare che questi parlanti potranno trasmettere il gaelico in futuro? E per finire, il problema del purismo, se vogliamo chiamarlo in questo modo, spesso ci confrontiamo con atteggiamenti da persone che valorizzano le lingue di minoranza,
minoranza, ma pensano che il bilinguismo li contamini, cioè le lingue di minoranza non vengono più parlate bene come 2 generazioni fa, non vengono più parlate bene come i nostri nonni, eccetera, eccetera. E questo è un problema. È un problema perché, come ho detto, le lingue a contatto cambiano naturalmente. Se non cambiano vuol dire che non c'è un bilinguismo attivo. Il bilinguismo attivo fa cambiare le lingue in entrambe le direzioni e quindi bisogna accettare che queste lingue vive cambiano attraverso il bilinguismo. Questo è assolutamente normale, cambiano in entrambe le direzioni. È un processo naturale, non vuol dire perdita o contaminazione, non è un peggioramento degli standard linguistici, ed è una parte funzionale e integrante del bilinguismo. Quindi questo va capito e va anche capito che bisogna creare atteggiamenti positivi nei bambini. Abbiamo fatto questo studio sui bambini bilingui sia col gaelico, quindi lingua di minoranza, che con lingue di immigrazione. E abbiamo avuto accesso a bambini in questo studio, abbiamo parlato con questi bambini per ore per capire come si viveva nel loro bilinguismo. Ed è importante perché non tutti i bambini hanno atteggiamenti positivi nei confronti delle loro lingue. Questo va valutato. Perché non hanno atteggiamenti positivi? E questa è la seconda domanda. Perché forse le famiglie non incoraggiano una trasmissione, un atteggiamento positivo nel bilinguismo. La società nel complesso non incoraggia atteggiamenti positivi nei confronti del bilinguismo. Quindi cerchiamo di rendere i bambini orgogliosi del proprio bilinguismo e nelle nostre attività di divulgazione parliamo spesso con bambini, non bambini in carrozzina ovviamente, ma bambini un po' più grandi che hanno 8 anni o in più e cerchiamo di coinvolgerli, cerchiamo di renderli curiosi. E quando ci si riesce, questi bambini hanno un sacco di domande che fanno, veramente vogliono saperne di più. Quindi bisogna creare anche un ambiente in cui i bambini capiscono perché sapere più di una lingua fa bene al loro cervello. Ed è quello che gli diciamo, voi siete fortunati, adesso vi spieghiamo perché. E glielo spieghiamo in modo che possano capirlo. Quindi il bilinguismo è un investimento per la vita. Voi avete il sardo qui, avete una grandissima risorsa sulla quale bisognerebbe investire e bisogna investire molto di più. Questi sono libri che potete leggere se volete saperne un po' di più. Uno è in italiano e la traduzione è sulla destra, la traduzione in inglese. Per capire meglio, per creare ponti tra la ricerca e la società, è quello che a suo tempo io ho cominciato con Bilinguals Matters, che ho creato nel 2008 proprio perché come mamma di figli bilingui mi sono accorta di quanto poco la gente sapesse e della nostra responsabilità come ricercatori per trasmettere quello che scopriamo alle persone che devono prendere decisioni in continuazione. Quindi a questo momento abbiamo una rete internazionale di 35 filiali, la maggior parte in Europa per ovvi motivi, ma anche in 4 continenti. E quindi cerchiamo di unire le forze, di capire meglio come funziona il bilinguismo, come trasmettere le lingue minoritarie, come proteggerle, come diffondere una informazione maggiore. E a questo punto cedo la parola alla mia collega. Grazie. Veramente eccezionale. Io ho ascoltato anche ieri questa lezione in cui gli studi c'erano delle variazioni molto interessanti. Ho visto che hai colto anche lo spunto dalle domande di ieri per dare qualche risposta e niente, veramente siamo contenti che tu sia venuta, Antonella, e che ci abbia fatto questa lezione, veramente grazie. Adesso io vorrei lanciare te, se è possibile, così descrivendo la condizione di questo lavoro, di questa ricerca, che nasce dal fatto che in questa scuola è stato sperimentato il sardo a scuola come disciplina
di studio e anche come disciplina, come lingua per insegnare anche le altre discipline. Quindi niente, dai, sì, se mi dai la possibilità, lo faccio. Puoi rimanere anche vicino a me, anzi mi sento più sicuro. Vieni qua. Sì. Mettiamo a dormire un po'. Aspetta. Ok, mettiamo a dormire tutto quanto, poi già lo ritrovi. È scomparsa Soracce. Non finita Soracce. Cosa pensi? Ah, eccola, aspetta, no, io l'avevo messa apposta, aspetta. Ok, sì, adesso lo mettiamo in schermo intero. Ok. Bene. Noi abbiamo pensato di introdurre il sardo a scuola non come un qualcosa di episodico, cioè qualcosa che è fatto per qualche tempo, no, in maniera sistematica come una qualsiasi disciplina. Questo aveva naturalmente tanti obiettivi, chiaramente, anche quello di dare in un certo senso importanza. Se tu la metti come una disciplina, come tutte le altre discipline, beh, allora è importante, ecco, voglio dire, dare dei messaggi, no? Ed è importante dare dei messaggi. E così come vedremo anche altre strategie che abbiamo utilizzato per ottenere questo stesso risultato. E ci siamo quindi chiesti, ma perché dobbiamo introdurre il sardo a scuola? No, io adesso qua vi do un esempio di trilinguismo, perché c'è il latino, c'è l'italiano e c'è anche il sardo. Ue teniaimus de andare, dove volevamo andare? Cioè, mettersi degli obiettivi e sapere dove si va, come diceva appunto Seneca, è importante, no? A chi non sa in che porto andare, dice Seneca, parlo ve lo traduco, c'è bisogno naturalmente, nessun vento può essere favorevole, è chiaro? Naturalmente le navi erano a vela, le barche erano a vela, non c'erano i motori, quindi le vele erano importanti, no? E sapevamo che sarebbe stato qualcosa di molto difficile, perché lavorare in una realtà linguistica dominante, che è quella dell'italiano, e anche con un retaggio culturale in cui il sardo era vissuto come qualcosa di negativo, non era per nulla facile. E a viverlo soprattutto erano le maestre, quindi bisognava lavorare, per senza di loro non puoi fare niente. Un generale senza i suoi soldati non fa proprio nulla, quindi io potevo anche predicare nel deserto, no? Da questo punto di vista. E quindi però chiaramente sapevamo anche, eravamo coscienti di questo, come lo stesso nelle satire Orazio ci dice che la vita non ti dà niente, non dà niente ai mortali che sia senza sforzo, ci vuole sforzo per tutti, quindi ci siamo messi in cammino e abbiamo capito, anche eravamo molto speranzosi, eravamo molto pieni di entusiasmo, potevamo farcela. E naturalmente non sarebbe stata una navigazione molto facile, come dice sempre Seneca, perché il grande timoniere dice Seneca naviga comunque anche quando la vela si spezza e si rompe, quindi noi pensavamo di navigare anche se con difficoltà. Ci ritenevamo dei buoni timonieri, ok? Qual era? Perché noi abbiamo introdotto quindi il sardo? Perché noi avevamo questa situazione, lo vedete? Noi avevamo l'Invalsi che insomma in quel tempo era vissuto anche in una maniera molto più pesante, come una specie di controllore, come qualcuno che ti dice che insomma non sei bravo poi alla fine, c'era questa paura, però questa è la realtà. Cioè come vedete le prove Invalsi delle classi quinte che misurano la comprensione del testo degli alunni, poi ritornerà Mirka su questo aspetto, ecco, il risultato medio del nostro istituto confrontato con i CP, cosa vedete, con la Sardegna, perché questi erano i benchmark, si chiamano così, sì, i punti di riferimento, il sud e le isole e l'Italia, come vedete noi eravamo solamente in pareggio con la Sardegna, eravamo in linea con tutti i risultati della Sardegna, ma eravamo abbastanza indietro, sotto il sud delle isole e l'Italia. Veramente c'era da piangere, come vedete anche dall'immagine. E quindi abbiamo pensato che di poter migliorare, eravamo così a balla verde, come diciamo noi, cioè noi pensavamo che non avevamo niente da perdere. Noi investivamo tantissimo per l'italiano, per l'insegnamento italiano, i risultati erano quelli che erano, non abbiamo niente da perdere, proviamo questo.
conosci anche, io veramente avevo preso lo spunto proprio da quell'incontro famoso di Maria Vittoria nella scuola di Chiesi, dove ho presentato quel lavoro lì, dove si diceva questo, ma cioè, dai risultati di quelle ricerche risultava che i ragazzi che facevano più lingue, anche lingue morte come il latino per esempio, comunque manifestavano un miglioramento. Allora abbiamo detto, beh, proviamo questa strada, no? E nel contempo quindi noi recuperiamo la nostra identità linguistica, la nostra cultura, ecco, e quindi diamo, come dire, recuperiamo qualcosa. Allora abbiamo iniziato la nostra strategia era quella di intensificare quindi in generale l'uso di tutte le lingue, ok? Quindi il sardo, ma anche l'inglese. Nel 2021-22, l'anno che me ne sono andato, il nostro istituto era la scuola che aveva dato più certificazioni linguistiche in tutta la Sardegna, quella del primo ciclo. C'era una scuola per il primo ciclo e una scuola per il secondo ciclo. Per il primo ciclo noi eravamo la scuola che aveva dato più certificazioni linguistiche di inglese. Quindi il nostro non era quindi un'idea di usare il sardo contro qualcuno, ma usare il sardo con qualcuno, con altre lingue, senza escludere, quindi insieme, quindi potenziando le lingue, pensavamo appunto di potenziare anche, di migliorare i risultati per l'italiano. Quindi dovevamo usare qualche strumento per ottenere questo, allora ci siamo guardati in giro, gli strumenti c'erano, bisognava solo sceglierli. Noi abbiamo scelto questo, abbiamo scelto l'autonomia, la normativa che riguarda l'autonomia scolastica, che prevede che l'orario obbligatorio annuale di una scuola, per esempio una scuola primaria di 891 ore per la prima, la seconda e la terza, che poi diventano 27 ore settimanali, che diventano 29 in terza, in quarta e in quinta, adesso con l'introduzione delle scienze motorie, quindi ecco, il 20%, sempre obbligatorio, di questa quota obbligatoria può essere è riservata alle istituzioni scolastiche. E allora la quota obbligatoria riservata dalle istituzioni scolastiche comprende le discipline, come viene occupata da discipline o attività che le scuole scelgono. E allora noi abbiamo pensato di inserire il sardo, perché questo ci permetteva un insegnamento sistematico. Un 20% è ovvio che dovevi lavorare qui, dovevi lavorare con le delibere degli organi collegiali. Quindi gli organi collegiali si dovevano esprimere, quindi convincere gli insegnanti, persuadere, quindi lavorare su questo, chiaramente anche con l'impegno di formarli, perché chiaramente, ma io non conosco il sardo, io non lo so parlare, per esempio, no? Quindi bisognava formare, quindi. È chiaro che era una formazione in itinere, cioè una formazione di insegnanti che già erano a scuola, no? Quindi non insegnanti che dovevano entrare. Ma voi pensate a un sistema scolastico dove il sardo è inserito come lingua, come tutte le altre, ed è necessario preparare gli insegnanti? Beh, bisogna formarli in entrata. A quel punto quindi ci vuole, voi capite che non te lo puoi inventare, tutto questo, non te lo puoi inventare, assolutamente. Quindi ci vuole una scelta politica probabilmente, e quindi una scelta, ci sarà una formazione come esiste la formazione per tutti gli insegnanti. Quindi con corsi di formazione, con esami all'università, quindi l'università ha un ruolo molto importante da questo punto di vista, dove nella lingua minoritaria è inserita in maniera sistematica come in Friuli, per esempio, in Friuli l'università lavora di concerto con la scuola, quindi sono previste quindi una formazione degli insegnanti a livello universitario, quindi, no? Ok, e così abbiamo fatto noi. Quindi noi abbiamo quindi introdotto la lingua, abbiamo formato gli insegnanti di itinere, tra i formatori ne abbiamo due qua, una per l'infanzia e una per la primaria e secondaria, poi avevamo anche una formazione di letteratura sarda, di letteratura gallurese, perché avevamo anche paesi dove si parlava il gallurese. Si parlava il gallurese, c'è un paese, Elula, qua ci sono due insegnanti che insegnano a Elula, che parlano solo gallurese. Siamo una zona di confine, all'Accana, diciamo voi, e poi c'è Perfilas dove parlano due lingue praticamente, parlano in gallurese, in parte in gallurese e in parte in ludorese, quindi voi capite la difficoltà aumentata, quindi, perché dovevamo dare anche una formazione anche sul gallurese e non solo sul ludorese, quindi ecco che io dico.
quindi l'abbiamo inserita nella scuola dell'infanzia, e chiaramente inserita nella scuola dell'infanzia solamente in modo veicolare, quindi l'uso veicolare del sardo. Non si scrive, non si legge alla scuola dell'infanzia, però si facevano tante attività, e la maestra a campus veramente c'è stata illuminante da questo punto di vista, perché ci ha dato la sua esperienza, ha fatto vedere, dimostrato che era possibile, che si poteva fare anche in maniera molto semplice. Quindi i bambini facevano filastrocche, facevano canzoni, facevano disegni, imparavano i colori in sardo, facevano tutte le azioni di routine, no? La mattina, o è pelladie, o è bessusole, è tutto in sardo e in italiano, in tutti e due le lingue indifferentemente. E infatti noi abbiamo approntato un curriculum, perché se tu devi insegnare qualcosa devi sapere perché la insegni, che cosa insegni, e quindi il curriculum è necessario di competenza, è necessario di abilità da individuare, da conoscenze, quindi contenuti da impartire, quindi bisogna formalizzare, e questo dà anche molta più coscienza anche all'insegnante del proprio ruolo, della propria importanza. E questo, a proposito di importanza, il concetto di obbligatorio, poco fa mi sono dimenticato di dirlo, ma è importante. Cioè, allora, noi non abbiamo fatto scegliere le famiglie se fare il sardo oppure no. Mettendolo nella quota riservata alle scuole, che è obbligatoria, non sceglievano niente. Da quel punto di vista abbiamo dato un messaggio importante: è obbligatoria, come tutte le altre discipline, quindi ha una certa importanza. Cioè, quindi, voglio dire, sono dei messaggi così subliminali, mica tanto, però in un certo senso, e così ha funzionato. Però, ecco, gli insegnanti, noi non abbiamo avuto, lo posso dire, gli insegnanti, pochissime proteste da parte dei genitori, cioè veramente quasi nulla, anzi entusiasmo, partecipazione. Tra l'altro l'ora la prendevamo una materia di prima classe, all'italiano, però quello era l'obiettivo, il piano di miglioramento era quello, cioè migliorare l'italiano con il sardo, per cui era normale togliere un'ora di italiano per sostituirla col sardo. Un'idea sembrava pazzesca, questa idea, voglio dire, no? E infatti in prima e in seconda noi facevamo un'ora di sardo come disciplina sardo, proprio il sardo, si insegnava il sardo. Però facevamo anche un'ora di uso veicolare del sardo, cioè si insegnava un'altra disciplina in sardo, no? In sardo, quindi storia in sardo, geografia in sardo, un'ora alla settimana. Come vedete non era un granché, non sfruttavamo neanche tutto il 20%, è chiaro. Siamo stati dei coraggiosi, io lo dico, adesso lo dico, un po' folli, però bisogna essere visionari, no? Cioè pensare che un qualcosa possa veramente, cioè pensare alle ricadute anche, no, a lungo andare, cioè bisogna pensare, essere visionari, no? Avere una visione di quello che potrebbe accadere. Noi abbiamo pensato questo, abbiamo scommesso, è una scommessa, è una sfida, è stato un disafio, quindi in questo senso. E come vedete, in prima e in seconda il sardo non veniva valutato separato dall'italiano, era dentro l'italiano. Allora c'era una disciplina, cittadinanza e costituzione, che era l'educazione civica, che non aveva una valutazione a parte, si insegnava all'interno di storia o di geografia, e poi la valutazione era dentro storia e geografia, di cittadinanza e costituzione. Noi abbiamo applicato lo stesso concetto per il sardo, non volevamo tra l'altro troppo pressare. Ieri la preside di Dio si diceva bisogna essere alleggerire, bisogna essere leggeri, cioè non bisogna essere pesanti. Noi abbiamo cercato di non rendere il sardo come qualcosa di oppressivo, di pericoloso, no? Dovevamo un po' sbinare questa situazione, no? Questa era una strategia. Però come vedete in terza, in quarta e in quinta invece, poi cioè noi abbiamo insegnato il sardo subito in tutte le classi, a partire dalla prima e poi siamo andati al regime. Chiaro, in prima, il secondo anno in prima e seconda, il terzo in prima e seconda e terza, il quarto bla bla, fino ad arrivare alla quinta, fino ad arrivare al regime. Come vedete, invece in terza, quarta e quinta il sardo veniva valutato in maniera autonoma, con voto separato. Vi dico, abbiamo usato anche una piccola strategia qua. Abbiamo deciso per esempio di non valutare mai negativamente il voto di sardo, non deve essere mai. Perché? Perché altrimenti avrebbe impaurito, avrebbe creato una specie di paura di essere valutato, no? Quindi abbiamo cercato di rendere più mite, una valutazione mite del sardo, no? Quindi abituare all'idea, perché c'era una valutazione separata.
e continuava l'ora di disciplina veicolare. Naturalmente abbiamo fatto un curriculum come testo esatto, come tutti gli altri. Ok? Quindi abbiamo creato un curriculum del saldo per il corso, gallese, si chiama corso qua. Esattamente come quello di italiano, come quello di inglese, quello di francese, ci sono tutti gli stessi nuclei tematici: ascolto, parlato, lettura, scrittura, acquisizione, riflessione, eccetera, eccetera. Le stesse cose, uguali, ce l'avevamo lì, non dovevamo inventare nulla, dovevamo solamente prendere, cioè fare sintesi, ecco, da questo punto di vista. E poi il curriculum chiaramente veniva dettagliato, sempre in traguardi, cioè in competenza, in traguardi di competenza, in abilità e in conoscenze e attività per ogni anno. Alla fine della scuola primaria dovevamo raggiungere il livello A1, esattamente come quello di inglese, partivamo da 0, ok? Qualcuno diceva, ma non mettiamo A2, mettiamo... No, aspetta, caro, creiamo i bisogni e poi rispondiamo ai bisogni. Ecco, questa è la strategia fondamentale. Come vedete qua, chiaramente non stiamo lì a leggere nel dettaglio, ma come vedete ci sono anche compiti significativi, c'è le occasioni di apprendimento in cui dovevano cimentarsi gli alunni. E naturalmente, siccome dovevamo valutare, abbiamo messo a punto anche le rubriche di valutazione, come in qualsiasi valutazione, e quindi nella pagella appariva in un certo senso i nuclei tematici e gli obiettivi esattamente, e come tutte le altre discipline. Questo creava attenzione, cioè era una cosa normale, corretta, era uguale a tutto il resto. E niente, un gruppo di valutazione, vedete, per ogni classe, per la terza, quarta e quinta, dove si valutava in maniera separata. Quindi avevamo chiaramente una metodologia, come vedete, con diverse, queste sono chiaramente delle macro aree della metodologia: gioco, canto, teatro, attività di routine, modo di apprendimento, CEUDA, compiti autentici, con approccio plurilingue, quindi italiano, inglese, sardo, corso, cioè tutto mischiato, come diceva lei. Lo usavamo tutte le lingue, facevamo il CLIL, cioè normale, cioè come dire, uso di vocabolari che era determinante, partecipazione a concorsi. Avevamo creato un archivio documentale dove tutti mettevano i propri lavori, e da cui, in una specie di un drive, da cui tutti gli insegnanti di tutto l'istituto, in ogni plesso, potevano prendere i contenuti che gli servivano, le UDA che gli servivano, in termini di apprendimento che gli serviva. E poi abbiamo stampato pure un libro di testo, no? Perché affinché gli insegnanti potessero usarlo. Poi chiaramente è ovvio, dopo, ecco, la classe delle maestre Pin, la maestra Zicchetto, che è stata sottoposta alla ricerca, diciamo che alla fine di 8 anni abbiamo voluto vedere le prove invalse dell'istituto dopo 8 anni di disposizione al sardo come lingua di insegnamento e come lingua da imparare, ok? E allora, ecco, questi sono stati i risultati. È un'evidenza, è vero che, diciamo, può dire tutto e niente, però questa è la comprensione del testo nelle classi quinte nel 23-24. Quelle del 15-16 l'abbiamo visto, eravamo pari di tutta la Sardegna, con la Sardegna sotto rispetto alle isole e rispetto all'Italia. Bene, nel 23-24 questa è la situazione. Noi eravamo superiori a tutti. È chiaro che se questo non lo prendiamo in considerazione, prendiamo in considerazione anche quelle del 15-16, perché non è che possiamo prendere in considerazione quelli che ci ammazzano, ci affossano, e quelli che invece ci premiano, no. È ovvio che vuol dire tutto e vuol dire no, ci sono tante variabili da considerare, ma è un'evidenza. Quell'evidenza nel 15-16 era quella, nel 23-24 era questa l'evidenza. È chiaro che noi avevamo pensato all'inizio della sperimentazione, sto perdendo la parola finalmente, avevamo pensato anche a una verifica di questo tipo che abbiamo fatto dopo. Il Covid ci ha sconcato le gambe, avevamo anche, c'è assolutamente, e quindi io nel frattempo, quando è arrivato il Covid, sono andato perché non ci vuole mandare. Ecco allora che è apparso il mio angelo qua, che si chiama Maria Vittoria Micaletto, che ha iniziato a martellare. Perché non la facciamo voi? Non la facciamo, visto che voi non l'avete fatta. E così, ecco, abbiamo sottoposto questi ragazzi delle quinte a questa ricerca psicolinguistica per verificare appunto se
dal punto di vista scientifico è possibile rilevare dei vantaggi cognitivi e linguistici di questa sperimentazione, così come li abbiamo rilevati poi nelle prove infansi. E niente, io penso che sia stata un'avventura splendida questa, che con la vostra ricerca è diventata molto più splendida, è diventata e anche molto più soddisfacente, perché io so già tutto, perché so già i risultati. E quindi niente, avevamo avuto già delle soddisfazioni, delle prove passi, ma noi con questa ricerca, con questa sperimentazione abbiamo avuto il lab delle lingue europee. Ok, una delle 20 scuole d'Italia che ha vinto il lab europeo, e tra le 20 ovviamente lab siamo stati le prime 4 sperimentazioni che sono state introdotte nel portale europeo delle lingue appunto europee, quindi come una delle migliori sperimentazioni Buonasera a tutti, sono Mirta Vernice dell'Università di Urbino e come ha già ampiamente introdotto per me è Gianni, per quello che chiamerò Gianni, sono una delle ricercatrici che è stata coinvolta in questa ricerca che voi conoscete benissimo. La prima ovviamente è la professoressa Sorace, che sappiamo è un nome che ha veramente fama mondiale sul bilinguismo, però occorreva trovare anche qualcuno sul territorio nazionale. Voi direte, sono andata a pescarmi ad Urbino, e così è stato. Devo dire che io non mi occupo di lingua sarda, però mi occupo di acquisizione del linguaggio in condizioni tipiche, atipiche, eccetera. Quindi effettivamente posso dire di occuparmi di aspetti legati a quelli che sono stati indagati in questo studio. In particolare, adesso la sperimentazione è stata ampiamente presentata da Gianni, però ciò che ci interessava capire era se l'esposizione al sardo come medium, mezzo di apprendimento, avesse effettivamente un impatto sul funzionamento cognitivo e linguistico dei vostri bambini. Adesso mi spiace che non ce ne siano tanti qua di ragazzi, non ce ne sono proprio. C'è Halloween. C'è Halloween. Che ci ha fatto una concorrenza spettacolare perché sono arrivati, se ne sono andati, sono ritornati. Va bene. In ogni caso immagino che tra di voi ci siano persone direttamente connesse con la ricerca e che spero potranno poi dare ai genitori, non solo ai bambini, un riscontro diretto. Perché? Qual è il senso di questo incontro? È quello di darvi proprio l'esito, i risultati di quello che è emerso. Allora non mi dilungherò su queste slide iniziali perché ne ha già parlato in abbondanza la professoressa Sorace. Allora sappiamo che introdurre la lingua minoritaria a scuola porta dei benefici notevoli non solo su aspetti legati alla flessibilità mentale, si è parlato di controllo cognitivo e noi ne parleremo di nuovo oggi, ma anche, vedete, sull'aspetto identitario. Quindi, aspettate che vedo se qua funziona. Eccolo lì, l'identità. Non è qualcosa di scontato, poi ne parleremo di nuovo, perché vedremo che promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lingua, così come avviene nei confronti in cui la lingua è introdotta come mezzo dell'istruzione, è proprio un fattore cruciale che poi supporta anche lo sviluppo linguistico e cognitivo stesso dei bambini. Poi non solo, abbiamo detto, i vantaggi cognitivi del bilinguismo sono riscontrabili in tutti i tipi di bilinguismo e quindi in tutte le lingue possibili. Questo è già stato detto, non ci sono lingue di serie A, non ci sono lingue di serie B, e la ricerca ci ha detto che, vedete, anche in lingue che sono lingue di minoranza è stato possibile riscontrare dei vantaggi che ritroviamo in aspetti cognitivi quali l'attenzione, il controllo degli impulsi e la memoria. Ecco, ci tengo a sottolineare una cosa: oggi noi non parleremo mai di intelligenza, parleremo di attenzione, parleremo di controllo come controllo cognitivo, parleremo di ragionamento analogico deduttivo con grande attenzione. Ve lo dico perché per formazione sono una psicologa, insegno psicologia generale all'Università di Urbino, quindi spiego proprio ai miei studenti cos'è la memoria, cos'è l'attenzione, cos'è la percezione. E credetemi, non
concetto più multicomponenziale dell'attenzione, dell'intelligenza, d'accordo? Quindi non stiamo dicendo in alcun modo che i bambini bilingui sono più intelligenti degli altri, diciamo che presentano dei vantaggi cognitivi in riferimento a specifiche componenti, attenzione, controllo e non solo, vedremo degli altri. E su questo, lo ribadisco di nuovo, non è il prestigio sociale delle lingue a fare la differenza in termini poi di effetti cognitivi, questo è già stato detto, ma lo ribadiamo. E tuttavia Gianni ci ha veramente guidato, offrendoci questa panoramica riguardo alla sperimentazione attuata, però abbiamo visto che non è cosa banale introdurre il sardo come mezzo di educazione a scuola. E su questo sottolineerei due aspetti. Questo l'ho messo per ultimo, ma a mio avviso è cruciale. Attenzione alla qualità dell'insegnamento. Non si può pensare di introdurre una sperimentazione del genere senza prima essersi potuti avvalere di un'adeguata formazione, quindi programma ben strutturato che si basi, adesso guardo le due docenti che sono state coinvolte nella formazione, e che abbia permesso ai docenti stessi di non essere letteralmente gettati allo sbaraglio. Noi fermiamo la formazione sulla base dei loro bisogni. Esattamente. Dove avevano trovato difficoltà e si faceva il percorso. Esattamente. Mastro Copiti, che è stato un nemico infernale. E questo poi dovrebbe anche significare un rapporto, se vogliamo, costante e diretto con la ricerca, che deve essere un interlocutore, se vogliamo, solido, affidabile e costante, con il quale mantenere in modo costante un dialogo aperto in questi casi. Non so quanto sia sempre facile, però in ogni caso questo è un primo aspetto, quindi qualità dell'insegnamento e poi le emozioni. E voi l'avete detto molto bene, adesso io stiamo lavorando su un aspetto legato alle emozioni legate alla valutazione. E tu hai detto che non l'avete valutato il sardo e tendevate ad essere molto miti e clementi nella valutazione. E anche questo fa la differenza, perché il bambino deve sentirsi libero, non deve avvertire il peso del giudizio, della valutazione, eccetera. E questo fa sì che il sardo non diventi più una materia scolastica, ma diventi lingua, semplicemente, il cui uso è normale a scuola. Bene, allora su questo non dirò molto perché qua c'è stato chi ha introdotto, l'Assemblea Nazionale Sarda ha parlato in sardo, Maria Vittoria. È evidente che voi sapete cos'è il sardo, voi siete i primi, però una cosa vi voglio dire, che da un punto di vista sociolinguistico la Sardegna nella sua situazione linguistica viene definita, almeno in italiano, come in una condizione di dilalia. Vuol dire che è questo un contesto in cui entrambe le lingue vengono utilizzate, però hanno funzioni molto diverse. Quindi è comune, e questo è emerso dal questionario sociolinguistico di Maria Vittoria, del quale vi parlerò dopo, che i bambini dichiarassero di essere esposti al sardo. Naturalmente, però erano esposti al sardo in alcuni contesti e non in altri. E il sardo aveva certe funzioni che l'italiano non aveva e viceversa. Quindi questa è un po' la situazione che riscontriamo qui in Sardegna. Non mi dilungo su questa parte legata alla sperimentazione, anche se sottolineo a tutti gli effetti che questa è una sperimentazione che possiamo definire CLIL, almeno dalla terza primaria in poi. Mi darete conferma a voi docenti. E vengo diretta alle domande di ricerca che hanno supportato questo studio sperimentale. Allora adesso cercheremo di rispondere a due quesiti scientifici, se vogliamo due quesiti di ricerca. Il primo, se vogliamo, è il più scontato, è la domanda che ci ha veramente interpellato. L'aver introdotto a scuola il sardo come mezzo dell'istruzione ha un impatto sulle competenze linguistiche e cognitive di questi bambini? Prima domanda. Seconda domanda. E per rispondere a questa abbiamo veramente dovuto raccogliere dati, in realtà in entrambi i casi per rispondere a queste domande abbiamo dovuto raccogliere dati non solo da questo istituto comprensivo di Perfugas, giusto? Ma abbiamo dovuto coinvolgere anche i bambini di un istituto comprensivo che invece erano stati esposti solo a una didattica tradizionale 100% in italiano. Allora, seconda domanda, considerando
nell'insieme bimbi sardi iscritti a una scuola con sperimentazione come Ploaghe, iscritti a una scuola tradizionale come Ossi, è possibile delineare dei profili linguistici e cognitivi peculiari di funzionamento e quali sono i fattori che, diciamo, fanno sì che in alcuni bambini si manifesti di più un certo profilo linguistico e cognitivo e quali invece i fattori che fanno propendere per un altro tipo di profilo. Adesso questa seconda domanda tenetela lì, so che può sembrare un po' più ostica, meno immediata, ma ci torneremo. Iniziamo a rispondere a questa prima domanda. L'ho detto prima, al fine di confrontare il nostro gruppo di Ploaghe, che tiene ad essere il gruppo sperimentale, abbiamo dovuto coinvolgere i bimbi di un altro istituto comprensivo che avevano seguito negli stessi anni, quindi bimbi che avevano la stessa età cronologica, match per genere, eccetera, ma che avevano seguito una didattica tradizionale, 100% in italiano. Lasciamo per adesso da parte la seconda domanda di ricerca, ci torniamo dopo e vediamo su quali tipi di prove li abbiamo confrontati. Intanto su prove che indagavano aspetti legati al ragionamento non verbale e all'attenzione, quindi test di natura attentiva e di ragionamento. E adesso, se volete mettere un po' alla prova le vostre capacità di controllo attentivo, guardate che vale per tutti, a tutte le età, non è questione di bambini. Io adesso vi racconto un po' in cosa consisteva questo test, questa prova che abbiamo proposto ai vostri studenti. Allora immaginate nel modo più veloce possibile di dover denominare qui non il numero che è presente nella griglia, quindi non il singolo quadrante della griglia, ma di dover denominare la quantità. Quindi il vostro è un compito di conteggio essenzialmente. E tuttavia vi accorgerete che c'è un altro processo che si attiva ed è un processo automatico molto forte, che è quello di lettura. Quindi quando vi cade l'occhio qui, voi leggete 4. Quel 4 lo dovete inibire e mi dovete dire 1. Qua mi dovete dire 2, 4, 1, 2, 3. 2, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 3, numeri di 1, ha detto 5 e l'ho sentito. Allora, in cosa consiste questo esperimento? Bisogna andare veloci, perché qui si prende anche il tempo di risposta oltre all'accuratezza. Allora, se procediamo velocissimamente, questa è una delle griglie, i bambini avevano 3-4 pagine di queste griglie, arriva un momento in cui chiamiamoli processi, chiamiamoli funzioni attentive, decadono un pochino. Allora qui voi leggete 5 e non vi viene da leggere 1, perché il 5 è una risposta più automatica. Per rispondere adeguatamente dovete inibire la risposta automatica e questo richiede controllo cognitivo e invece pronunciare la parola 1, perché invece richiede un conteggio seppur estremamente altrettanto automatico. Quindi adesso vi è più chiaro qual è una delle componenti cognitive che sembra essere così, maggiormente preservata, o se vogliamo funzionare in modo adeguato nel bilingue, perché il bilingue è perennemente coinvolto in questo compito di inibizione, attivazione, inibizione, attivazione. Quindi ripeto, non stiamo parlando di intelligenza. Voi vedrete che in questo compito, in questo test, c'è stata una differenza tra i bimbi di Ploaghe e i bimbi di Ossi. Non diremo che i bimbi di Ploaghe sono più intelligenti di quelli di Ossi, vedremo che sono stati più veloci in questo compito. Questo sì, questo è emerso. Altro compito legato al ragionamento analogico deduttivo. Qui vedete avevamo 2 elementi e dobbiamo completare questa serie con uno di questi possibili quadranti. Ora ieri a Ossi c'erano più bambini e ci siamo divertiti di più, a voi lo risparmio così, no, perché anch'io poi in questi casi sono un po' in difficoltà. Oltre ai test di natura cognitiva, quindi non verbale, abbiamo poi proposto una serie di prove di natura prettamente linguistica verbale e tra
Tra queste abbiamo la prova di comprensione del testo, si tratta appunto delle prove MT3 del gruppo MT, gruppo di Cornol dell'Università di Padova, che in realtà vengono usate. Adesso forse tra di voi c'è anche, forse lo vedete lontano, c'è anche dei clinici, quindi persone che si occupano di diagnosi, di DSA, e queste sono alcune delle prove che possono essere anche utilizzate per valutare la competenza di comprensione del testo, e sappiamo essere uno degli aspetti che viene anche valutato in associazione alla valutazione strumentale della lettura, d'accordo? Quindi non solo lettura strumentale ma anche la comprensione, non solo come legge ma capisce quello che legge. E poi invece abbiamo una prova di comprensione di frasi in cui il bambino sentiva una frase, questa è una frase molto marcata perché è una tropicalizzazione a sinistra, la bambina, i nonni la inseguono e il bambino doveva indicare una di queste 4 immagini. Anche in questo caso individuate la voi era C, giusto, ragazzi, i nonni la inseguono, però vedete non erano strutture facili. Non solo, oltre a questi 2 tipi di compiti, quindi di natura cognitivo-attentiva e di natura linguistica, abbiamo proposto un questionario che io definirei a tutti gli effetti come un'intervista semistrutturata che è stato creato originariamente da Maria Vittoria. E a cosa ci è servito questo questionario? Innanzitutto a comprendere come i bambini si sentono nei confronti delle lingue che parlano e nella fattispecie del sardo. E vedremo, perché poi ci dilungheremo su questo aspetto, a partire dai risultati di questo questionario è stato possibile rilevare l'atteggiamento che i bambini hanno nei confronti del sardo. Approfondiremo l'aspetto legato all'atteggiamento. Che cosa significa avere un atteggiamento positivo o negativo nei confronti della lingua? Adesso lo vedremo. Veniamo ai risultati, quindi rispondiamo alla prima domanda. Ai vostri bimbi di Ploaghe, come si sono comportati? C'era un impatto di questa sperimentazione didattica? Allora, considerando i test di ragionamento non verbale, le prove di comprensione di frasi e un compito di attenzione che riguardava proprio, si chiama il go-no-go task, è un compito in cui bisogna inibire uno stimolo automatizzato invece per selezionare una risposta volontaria. In questo caso non sono emerse differenze nei punteggi tra i 2 gruppi e questo ci dice che di per sé la scuola di Ploaghe non ha in alcun modo punteggi più bassi rispetto alla scuola invece in cui è presente una didattica tradizionale. Ci sono però 2 test in cui sono emerse delle differenze. Il primo è il test di Stroop, che è pur sempre un test di attenzione, quello che vi ho proposto in precedenza, quello numerico se vogliamo, in cui è emerso che i bimbi del gruppo sperimentale, quindi i bimbi di Ploaghe o di Terfuga, solo delle varie realtà che e questi erano di Ploaghe, erano più veloci rispetto ai bambini della scuola di Ossi, d'accordo? Quindi non più accurati, ma più veloci nello svolgere questo test. Quindi la velocità è un parametro che è emerso come più vantaggioso, se voi maggiormente preservato in questo caso nei bambini di Ploaghe. E questo sembra proprio che quindi suggerire che l'uso di 2 lingue abbia reso, qua scrivo il cervello, però li abbia resi più flessibili e più rapidi nello svolgere questo tipo di compiti. Anche nella prova di brano è emersa una netta, quantomeno, stiamo parlando in questo caso di risultati di natura statistica, quindi noi abbiamo condotto delle analisi statistiche, quindi possiamo dire una netta differenza che si è manifestata con una maggiore accuratezza nei bambini di Ploaghe sulla prova di comprensione di brani e di testo scritto. E su questo ci tengo a sottolineare che la prova di comprensione di brano ricalca in gran parte le prove invalsi. È molto simile. L'ho detto ieri, il gruppo MT è coinvolto parzialmente, comunque sappiamo che dal Ministero c'è un coinvolgimento del gruppo di Padova sulla preparazione delle prove invalsi e quindi sono molto simili le prove che avete proposto agli studenti nel corso di questa ricerca e quelle poi che vengono proposte nell'ambito delle invalsi. E qui anche
anche nell'ambito della nostra ricerca, che se vogliamo ha riguardato solo 2 scuole, noi abbiamo confermato che la prestazione a una prova di comprensione di brano è più accurata e migliore nella scuola di Ploaghe rispetto a quella di Ossi. Quindi questo è emerso nel gruppo sperimentale rispetto a quello di controllo. Quindi mi sembra che alla prima domanda abbiamo risposto in modo esaustivo. Dobbiamo tornare invece alla seconda domanda. Allora, abbiamo considerato i bambini di entrambi i plessi, di entrambi gli istituti comprensivi e ci siamo resi conto del fatto che, guardando i vari profili, non tutti i bimbi sono uguali, ci sono quelli che funzionano meglio sul cognitivo, quelli che funzionano meglio sul verbale, ci sono quelli che hanno una buona prestazione in entrambe le prove. E allora ci siamo posti questo tipo di domanda di ricerca. Da che cosa dipendono queste differenze? In altre parole, quali fattori determinano i diversi profili linguistici e cognitivi che sono emersi? Dall'aver usato il sardo a scuola, quindi l'appartenere a una scuola come Ploaghe rispetto a una scuola come Ossi, predice il fatto di avere un certo profilo cognitivo-linguistico piuttosto che un altro? Dal fatto di parlare sardo a casa, quindi dall'avere una buona competenza in sardo, è questo? Oppure dal loro atteggiamento nei confronti della lingua, dal come si sentono quando parlano sardo? Hanno un atteggiamento positivo o negativo? E questo predice in qualche modo il loro profilo cognitivo e linguistico? Questa è la domanda che ci siamo posti e alla quale abbiamo risposto attuando un'analisi statistica anche piuttosto sofisticata, nella quale non entro questa sera, ma di cui potete vedere che cosa? Una rappresentazione grafica. Dovete considerare che ogni singolo quadratino e pallino qui rappresenta un bambino e come si colloca rispetto alle loro prestazioni nei vari test considerati. Quindi ci sono alcuni che ottengono punteggi più bassi in un test e più alti in un altro test, alcuni che ottengono punteggi alti in tutti i test. E allora, prima cosa, ci è stato possibile raggruppare i bambini di entrambe le scuole sulla base della loro prestazione in tutti i test che vi ho descritto finora. E che cosa è emerso? Sono emersi 3 profili prevalenti. Bimbi bravi, questo è il primo profilo, sia nelle prove di linguaggio che nei compiti cognitivi. Quindi li possiamo definire come bimbi forti sia sul verbale che sugli aspetti attentivi. Poi secondo tipo di profilo, bambini molto bravi nelle prove di comprensione linguistica, ma che invece davano una prestazione media nei compiti di natura attentiva e di controllo cognitivo. E poi il terzo tipo di profilo, avevamo bambini molto rapidi, molto attenti nei test cognitivi, ma che invece sulle prove di competenza linguistica davano dei punteggi che potremmo definire medi, erano meno forti sul verbale. E ci siamo fatti questa domanda: che cosa fa sì, quale di questi 3 fattori, o la possibilità in realtà, anche se c'è un'interazione tra questi fattori, determina che un bambino appartenga o meno ad uno di questi 3 profili? Il fatto di aver frequentato la scuola di Ploaghe piuttosto che Ossi? L'essere competenti in sardo? Oppure l'atteggiamento nei confronti del sardo? Avere un'opinione positiva e un atteggiamento positivo nei confronti del sardo rispetto invece a un atteggiamento che potremmo definire neutro. Poi vedremo che nessuno ha manifestato un atteggiamento negativo nei confronti del sardo. Ma c'erano bambini che invece avevano un atteggiamento neutro, ecco, questo poi lo vedremo. Atteggiamento positivo, a che cosa fa riferimento? Alla percezione della lingua come qualcosa di importante e bello da usare, ma non solo, anche di normale da usare. Questo è un aspetto importante. Ecco, c'è un aspetto che sottolineo con voi e riguarda il fatto che era sempre una domanda riferita al fatto che ai bambini mi si è chiesto se volevano che il sardo fosse insegnato a scuola. E buona parte quasi tutti, mi dicevi Maria Vittoria, tutti i bambini anche di Ossi hanno dichiarato sì.
che il sardo 100% di ossi fosse insegnato a scuola. Esatto. Quindi ci sono diversi fattori che possiamo considerare per valutare l'atteggiamento. Ecco, e di questi, se posso dire, adesso io mi ricordo i dati di Ossi perché non ho visto il questionario di Ploaghe che ha visto invece Gianni. L'80% dei bambini di Ossi che non hanno mai fatto il sardo, alla domanda successiva perché tutti il 100% volevano che fosse insegnata a scuola, e di questi l'80% c'era una gradazione di vicinanza affettiva, perché è la nostra lingua, perché è la lingua dei nostri genitori, perché è la lingua dei nostri nonni, perché in Sardegna molti lo parlano, poi per altri motivi. Di questo 100% l'80% ha detto perché è la nostra lingua, cioè indicando una vicinanza affettiva. Esatto, infatti l'atteggiamento positivo nei confronti della lingua lo si è trovato tra i bambini di Ploaghe, ma anche tra quelli di Ossi. La competenza la si poteva trovare anche tra i bimbi di Ossi, è chiaro. Quindi è una variabile diversa il fatto di aver inserito il sardo a scuola rispetto ad usarlo a casa o ad avere un atteggiamento positivo neutro nei confronti della lingua. Ecco, quindi questo è importante sottolinearlo perché si tratta di fattori diversi che abbiamo considerato. Allora, in realtà, non so se abbiamo tempo per divertirci, qua ci sono pochi ragazzi, forse salterei stasera, che dite? Sì. Saltiamo, va bene. La prossima volta ve lo faccio fare. Ieri ci siamo divertiti a Ossi, era un piccolo questionario, ma ve lo risparmio questa sera. Ci serviva solo per capire qual è il vostro atteggiamento nei confronti del sardo. E queste sono alcune delle domande che erano presenti nel questionario, io la chiamo intervista semistrutturata di Maria Vittoria. Quindi, ti piace parlare il sardo a scuola? Pensi che il sardo debba essere insegnato? E sulla base di queste domande abbiamo diviso i bambini, li abbiamo categorizzati in bambini con un atteggiamento apertamente positivo nei confronti della lingua e bambini con un atteggiamento che definirei neutro. Qua metto negativo, anche se nessuno aveva un atteggiamento palesemente negativo nei confronti del sardo, perché una delle domande, qual è la lingua che i tuoi genitori preferiscono che tu parli, era molto indicativa del fatto che i genitori ancora oggi disincentivassero l'uso del sardo con i loro figli, o che preferissero che i figli parlassero, non so, in inglese piuttosto che... E questa cosa è stata dichiarata, noi poi ci siamo letti tutte le risposte, eccetera. Quindi sono aspetti che abbiamo considerato e messo insieme per definire come atteggiamento positivo o negativo quello che poi manifestavano i bambini. E allora veniamo finalmente alla risposta a questa seconda domanda di ricerca. Ma qual è il fattore che ci permette di classificare il bambino all'interno di uno di questi tre profili, che fa sì che un bambino abbia maggiori probabilità di appartenere al primo profilo piuttosto che agli altri due? Ebbene, è emerso che non è solo l'uso del sardo a scuola ad essere un fattore determinante, ma è soprattutto l'atteggiamento verso il sardo che fa la differenza. Perché erano i bambini che avevano un atteggiamento positivo verso il sardo ad avere maggiori probabilità di comparire nel primo gruppo, per il gruppo dei bimbi con una migliore prestazione tanto in prove cognitive quanto linguistiche. Quindi non solo l'aver usato il sardo a scuola, ma anche l'atteggiamento nei confronti della lingua prediceva dove i bambini si sarebbero collocati in termini di profilo cognitivo e linguistico. E questo, lo sottolineo, conta più della competenza verbale. Non è quanto bene viene parlata una lingua, ma quanto la si vuole parlare, quanto ci si sente bene quando la si parla e soprattutto, non da ultimo, quanto si avverte che questa lingua sia valorizzata dal contesto in cui viviamo, in primis, non solo la scuola. Questo è tanto importante. Allora, rispondiamo brevemente, anche se l'abbiamo già detto. Ha avuto un impatto questa sperimentazione sulle abilità linguistiche e affettive dei bambini? Ma certo, non solo i bimbi di Ploaghe non sono svantaggiati in alcun modo, ma in alcuni test hanno dato prestazioni migliori rispetto ai loro parietà di Ossi. Questo l'abbiamo provato statisticamente, quindi è un dato, questo è un dato scientifico. Secondo,
che cosa emerge proprio in termini di fattore che spiega queste differenze nei profili cognitivi e linguistici dei bambini? Al di là dell'uso della lingua a scuola è emerso che l'atteggiamento verso il sardo fa la differenza. Non basta conoscerlo, ma è necessario credere nel valore del sardo. Allora vedete, educare alla lingua non significa solo insegnarla, ma vedete, farla sentire viva e preziosa e dico anche normale. Perché? Perché deve diventare parte della vita, così è. E qui sottolineo che l'inserimento del sardo a scuola, dal mio punto di vista, sulla base dei dati che abbiamo analizzato e che sono emersi da questa ricerca, sembra essere un passo imprescindibile, vedete, per promuovere questo atteggiamento positivo che abbiamo visto essere un fattore così importante nello sviluppo cognitivo e linguistico di questi bambini. Bene, grazie molte. Ho fatto fatica ieri a uscire dalla Casablanca, dal cinema, perché mi sono veramente ingigantito anche oggi. Bene, adesso apriamo il... Posso fare una domanda subito che mi è, dai risultati che tu hai elencato? Appunto, la domanda è, ma il fatto che il sardo sia... Funziona? Sì. No. Il fatto che il sardo sia insegnato a scuola incide sull'atteggiamento positivo che i bambini hanno nei confronti del sardo? Questa è la bella domanda. Prego. Allora, noi abbiamo valutato il peso di questi diversi fattori e ti posso assicurare che il peso maggiore ce l'ha innanzitutto l'atteggiamento. Poi segue il fatto che il bambino sia stato esposto a una didattica in cui il sardo era il mezzo dell'educazione. Quindi entrambi incidono in misura diversa perché l'atteggiamento rimane cruciale. No, questo allora, l'ho capito, però non so se possa emergere dai dati. Però voglio dire, il fatto di averlo studiato a scuola, di averlo trovato come materia scolastica, quindi con pari dignità in una istituzione, incide anche sull'atteggiamento che i bambini hanno nei confronti del sardo? La risposta è sì, io ne sono certa che incida, però a onore devo dire che tu vuoi rispondere. No, volevo dire semplicemente una cosa che influisce moltissimo anche come viene insegnato. No, questo siamo d'accordo. Non solamente insegnato, ma come viene fatto fa la differenza. No, questo è ovvio, perché se si insegna il sardo in maniera noiosa, esatto, coercitiva, per carità, si ha l'effetto contrario, come in qualsiasi altra materia. Però ecco, probabilmente dai dati che abbiamo, dagli strumenti che abbiamo utilizzato, questa differenza non emerge. Se appunto il fatto... Non possiamo rispondere statisticamente a questa domanda. Hai ragione, noi non possiamo rispondere a questa domanda, possiamo solo dire tra questi fattori qual è il peso che hanno nel predire, diciamo, il fatto che un bambino possa ritrovarsi all'interno di uno dei diversi profili, in uno dei diversi raggruppamenti. A questa domanda può rispondere quel tipo di analisi che abbiamo fatto. Però io darei la parola adesso alle due maestre che vengono qua e ci raccontano la loro esperienza in pochi minuti. Ok. Che hanno seguito questi bambini dalla prima elementare fino alla quinta e anche i genitori hanno seguito dalla prima. Che ne spara? Diverso. Sì, possiamo spostarlo.
No, allora, noi abbiamo Voghe. si serve. Si vicino. Allora, sì. Allora, vogliamo parlare della nostra esperienza di curriculum integrato in lingua sarda nell'ambito di un progetto nazionale di formazione e ricerca dal titolo Curriculum locale integrato e produzione di materiali didattici in lingua di minoranza. Questo progetto è stato dobbiamo però attaccare il punto. È stato Aspetti allora. e devono aprire la politica dei bambini. Questo progetto è stato promosso dal Ministero dell'Istruzione del Medico. È un progetto che è stato avviato nell'anno scolastico 2022-2023 e ha visto coinvolti ben 30 docenti della scuola primaria. Abbiamo diritto noi, c'è una testa media di questo progetto nazionale, in quanto noi scuola che aveva partecipato era già nel circuito della rete internazionale. Ben 30 docenti che provenivano da tutta l'Italia. Qual era l'obiettivo? L'obiettivo era duplice: elaborare dei curricoli verticali locali coerenti con le indicazioni nazionali e anche produrre materiali didattici interdisciplinari e innovativi in lingua di minoranza. Allora, a questo progetto hanno partecipato dalla Sardegna 4 scuole, 2 vengono dall'Istituto Comprensivo di Guspini, 1 da Siniscola e poi 1 da Piefugas, precisamente dal Presso di Ploaghe. La nostra scuola è stata scelta per l'esperienza consolidata appunto nella valorizzazione delle lingue minoritarie. Diciamo che il progetto è partito appunto dall'istituto e dal 2017-2018 abbiamo integrato la lingua sarda nel curricolo ed è stata riconosciuta come disciplina autonoma, tanto che in terza, quarta e quinta veniva valutata come tutte le altre discipline. Abbiamo contribuito anche alla realizzazione di un libro dal titolo Giocando in Parende. Tutte le maestre che hanno fatto lingua sarda, che hanno fatto anche i corsi di formazione di lingua sarda, hanno proprio contribuito alla realizzazione di questo libro. È stato fatto in 2 varianti, in logudorese e anche in gallurese. Diciamo che è un mezzo che si usa a scuola anche proprio per fare la didattica in lingua sarda. Allora, noi abbiamo fatto questo corso di formazione perché abbiamo detto che la formazione è fondamentale per poter insegnare il sardo, per poter insegnare qualsiasi tipo di disciplina. Durante questa formazione abbiamo avuto l'occasione di confrontarci con diverse realtà a livello nazionale e questo confronto ci ha consentito di ampliare le competenze che però noi abbiamo già maturato nel tempo. Infatti molti degli argomenti che abbiamo trattato durante la formazione per noi non erano una novità e quindi questo ci dimostra che noi siamo sulla strada giusta. Questo progetto si è concluso poi con la Summer School a Squillace che si è tenuta dal 16 al 20 giugno 2025, con appunto questa scuola estiva in cui erano presenti i rappresentanti del Ministero e il Comitato Tecnico Scientifico. Tutti questi materiali sono stati poi lì a Squillace sistematizzati e poi verranno raccolti in un MetaLiber che sarà un quaderno operativo in formato digitale interattivo al quale tutti potranno accedere, potranno consultare tutti i documenti nelle varie lingue minoritarie perché un limite è proprio la carenza di materiale didattico È dell'insegnamento. un limite di tutte le scuole ad esclusione del Trentino e del Friuli. Loro hanno anche i libri di testo, sono le uniche 2 regioni che hanno veramente, sono veramente fondate sulla lingua minoritaria. Allora, il nostro lavoro è stato intitolato, la nostra sperimentazione, il nostro Tecnicas, Giorni Fanus Domine tutto nucleare. E abbiamo il libricino, infatti, poi chi ha piacere può prenderlo tranquillamente.
poco. Si tratta di un modulo KIL in sardo in italiano, che ha visto coinvolte diverse discipline, italiano, storia, primaria e lingua sarda. I destinatari erano dei bambini di prima elementare, di prima primaria, della scuola primaria appunto di Ploaghe. Questi bambini, attraverso questo lavoro, si sono potuti avvicinare all'arte e alla storia locale, sempre mediante la lingua sarda. Hanno conosciuto un personaggio illustre di Ploaghe che era Ispano e hanno usato la lingua sarda anche per descrivere, raccontare ed emozionare. Allora, l'esperienza dei bambini è stata positiva, molto positiva. Abbiamo lavorato con loro, abbiamo fatto delle lezioni in aula, abbiamo fatto la visita al museo, abbiamo fatto dei laboratori creativi con loro. L'approccio è stato un gruppo partecipato tantissimo. Il laboratorio nel laboratorio di archeologia la creatività è stata proprio la realizzazione di una pintanera in argilla, quindi una cosa proprio che identifica la Sardegna, e poi un uso spontaneo comunque della lingua sarda. Quindi quali sono i progressi evidenti che abbiamo potuto vedere? Sono l'acquisizione di un nuovo lessico intanto, la produzione di brevi frasi in sardo e poi un uso naturale della lingua sarda in situazioni reali proprio di apprendimento. La partecipazione è stata attiva anche da parte dei genitori. Diciamo che in una delle classi avevamo degli esperti, avevamo un padre che era archeologo, una mamma che era bibliotecaria e una mamma che era illustratrice e fumettista. Quindi l'archeologo ci ha aiutato appunto a costruire le pintanere, a fare proprio il laboratorio per la pintanera, i bambini si sono divertiti tanto, ma mentre lavoravano proprio tante cose venivano dette proprio in lingua sarda. E poi i bibliotecari invece ci hanno messo a disposizione proprio questi locali, perché è proprio all'interno di questi locali la biblioteca. Qui abbiamo fatto una mostra insieme ai bambini e abbiamo invitato tante persone, soprattutto abbiamo invitato i genitori, li abbiamo resi proprio partecipi di ciò che abbiamo realizzato e di ciò che hanno realizzato i bambini. E poi l'illustratrice fumettista ci ha aiutato proprio a fare intanto la copertina del libro e proprio tutte le brochure che abbiamo e le localine che abbiamo realizzato. Diciamo che anche tutti gli altri genitori però sono stati molto presenti, ci hanno sostenuto molto nella loro curiosità verso proprio la lingua sarda, ma soprattutto ci hanno aiutato nel recupero di memorie familiari e linguistiche. Allora, quindi, il confronto con le altre scuole è molto importante. Noi abbiamo potuto apprezzare la diversità dei contesti linguistici e la ricchezza delle esperienze, dal friulano al latino, dall'occitano al sardo. Che cosa abbiamo notato? Che ciò che accomuna tutte le esperienze è la volontà di rendere le lingue minoritarie una parte viva della didattica. Il nostro istituto segue questo percorso e si distingue per la continuità e la connessione costante con il territorio. Quindi, in conclusione, possiamo dire che il nostro percorso di sperimentazione ha mostrato in che modo l'insegnamento della lingua sarda possa integrarsi in modo efficace con le altre discipline, favorendo lo sviluppo linguistico, cognitivo e sociale. Infatti, come ha detto anche la dottoressa Sorace, insegnare la lingua sarda significa costruire dei ponti tra passato e futuro, tra scuola e territorio, tra cultura e identità. Allora, l'8 di ottobre, proprio da poco, diciamo all'inizio del mese di ottobre, insieme alla nostra dirigente scolastica, abbiamo partecipato a un seminario nazionale presso il Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito, ed è stata presentata proprio tutta la documentazione finale del lavoro svolto in questa progettazione e sono state delineate delle prospettive anche future. Cosa sono le prospettive future? È la diffusione di buone pratiche intanto e poi la progettazione di curricoli verticali locali in lingua di minoranza. Certo, è un impegno molto importante, però è un passo anche molto importante verso le lingue minoritarie e per noi, per la Sardegna, è molto importante. Vi ringraziamo per l'attenzione, intanto, grazie a me a tutti, però vogliamo chiudere con questa frase che ci identifica molto. Maria Carta era una che promuoveva molto la lingua sarda, lei ci ha creduto tanto, ha scritto tanto, e quindi con questa frase vogliamo chiudere. Se non riesci a parlare e a pensare nella tua stessa lingua, non sei niente. Le radici sono molto importanti.
perché sono un qualcosa di ieri e di domani per noi di oggi e di domani per i nostri figli. Ci identifica molto. Io per esempio sono nata proprio e cresciuta con la lingua sarda e penso veramente con la lingua sarda, quando devo dire qualcosa non lo penso in italiano, lo penso in lingua sarda. Grazie. Grazie a lei. Bene, apriamo il dibattito, quindi fate le domande, non rispondo io naturalmente, risponde chi dovere, anche io se volete, su certe domande se me le fate perché cerco di rispondere. Bene, a voi, coraggio. Chi comincia? Ascolta, Enrico. Non fare tanto, fa la tua domanda. No, non tengo nulla da preguntare. No. Va bene. Sì, prego Maria. Aspetti un attimo. Riccardo che... Devi descrivere, Sì, sta funzionando. no, devi descrivere una cosa. Lei ha fatto nessun problema di dominio zochideo con il fedele del santo. E che è successo? Chideo lo fede il santo una rinvenuta, ma sorelle mie sono meditate e altra gente guru non che diano, non che lo sinanza. E quindi che è successo? Perché dominio finza da 3 anni, a parte voi, uno che nel saldato, la scuola di infanzia, non quería fedele lo obbligavano, lo punivano, la gente dice che lo fedele in italiano, che lo santo non lo comprendevano. E tanto che è successo? Ecco, su me la rete. Fossero cercate ragazze hanno impone degli usi agli imparati usando. A me mi chiede, io mio sono 20 anni e li fai del pensato, lui li pone il pensato buono, bene, però non guardano. Ed è questa cosa, non è che tu mi da fare. Io mi sono impegnato, cioè ripeto sempre il santo, ma a parte gente in punta mia che non ha la rete di guardare il santo. Ma fai dovuto, ripeto, sorella mia, sorella mia sì, sono vecchio sì, mamma guru, ma sono stato no, nessuno, compresa se fosse infanzia. Cosa? Domanda a me la rete. Ma devi avere degli usi, via, che vogliamo fare Deo? Proprio l'ipotesi di imparare a non validare, come per fuori, e come le fai bene di usarlo? Non si deve comprendere di usare cosa ma naturalmente non è che fai dare come tu vai da noi, per appropriato, analizzato, e quindi, ecco, naturalmente, potete comprendere. Si deve riavere caffiose di uso o si invece è proprio. Grazie maestro. Posso usare questo? Mi sentite? Sì. Grazie della domanda, questa è una domanda che ci viene rivolta spesso in diversi contesti. Il fatto che appunto i bambini non reagiscono in modo, magari capiscono, però non si sentono motivati a parlare la lingua. Cosa si può fare? Ovviamente non c'è una risposta che vale per tutti, perché ci sono tanti contesti diversi. Quindi cosa si può fare? Prima di tutto cercare di mantenere un atteggiamento positivo. Perché, e questo l'abbiamo notato in molti casi, se il bambino percepisce che il genitore diventa nervoso perché loro non parlano la lingua di minoranza, quello non aiuta, perché il bambino associa l'uso della lingua di minoranza con tensioni di diversi tipi. Quindi lo so che non è facile cercare di rimanere calmi e rimanere positivi e cercare di costruire un contesto in cui diverse persone usano la lingua di minoranza
non solamente qualcosa che la mamma o il papà vogliono che si usi. Quindi non è facile, quindi non c'è una risposta chiarissima a questa domanda. Ci sono diversi modi potenzialmente di affrontare questa situazione. Quindi cercare di informare, anche per questo che cerchiamo di informare, di creare più informazione in generale tra i bambini, tra i genitori, tra gli insegnanti, nelle scuole, tra i politici, in modo tale che si crei un ambiente che va al di là della famiglia e in cui un bambino non si senta a disagio o strano nel parlare con ragazzi. Non è facile. Lo so che non è facile, però... Perché comunque, bisogna vedere il sangue. Scusate, non so se vi dico bisogna vedere il sangue, non bisogna vedere l'italiano. Bisogna vedere il sangue. Così io non riesco a capire se potevo forse espormi imposizione non funziona. Cercare cercare con gli altri, ma cercare appunto di convincerli in un modo positivo, e questo è il fatto, perché lo so che non è facile e vediamo questa difficoltà non solo qui, però dobbiamo pensare in modo positivo. È possibile costruire un ambiente in cui un bambino si senta motivato a usare la propria e non crei tensione appunto. Ok, Riccardo, parola. Prego. Grazie, professoressa. Solamente un commento a Sintervecchio Maffezzelli, sul fatto inteso, no? Che i soffizi come gli strocchi non vengono bene. Un esempio di gusto ponere atteso del municipale usato, il fatto di tenere una volta sono per correttismo e giudicazione di un individuo si poi sul momento sa mamma è il e chi non si grado eccetera tanto devo fare in italiano e gare e su mezzo di devo tornare a un'esperienza mia del resti in italiano ma usato di mia e poi quelle piuttosto ma sull'industria da chi sempre di mia un migliaio di vite durata esatto che vive con norma a me sia la volta da pagine e la volta fattende e tanto questo non penso che con norma si deve fattende si deve a pagine e questo non conosce questo credo che sia una parte che non tiene la sua professora creare una tensione pure se la lingua su questo lì forse si a pensare voi di cambio di paese di qualche diciamo qualche italianismo o qualche difficoltà la lingua allo scorreggere così allo spaghettino del prendere salto no? Grazie Giovanni Marco, benvenuto, un saluto caro e su varie parte del Sadruma del Susato di Scuola e ha contribuito anche a organizzare questa ricerca, a lavorare su questa ricerca, quindi grazie Giovanni Marco di essere benvenuto in nome veramente non fa che piacere, è uno dei riferenti della ricerca in sostanza in italiano. Ok, chi vuole prendere la parola? Posso anche aggiungere una cosa, che abbiamo visto molti casi in cui il bambino attraversa un periodo in cui non vuole parlare la lingua di minoranza, quindi risponde, però noi diciamo sempre ai genitori continuate a usare la lingua di minoranza, possibilmente senza creare tensione, perché abbiamo visto casi in cui i bambini a un certo momento escono da questa fase e se hanno continuato a sentire la lingua la ricominciano a parlare. Giovanni Marco è medico pediatra, giusto? È Giovanni Marco, quindi sono così rari adesso i pediatri, tra l'altro, mi sembra che se ne trovi veramente pochi. Prego, grazie. Queria perguntar para a differenza tra machos o femmine, malinteso, no? Ma si deve sì, ma sei inteso però, No, si va alla differenza tra machos e femmine. Io non lo so. Come le competenze no.
Pultaghica mi pare che no, Pultaghica mi pare che no. Curusi in Sardegna tradizionalmente sul sommascio che va da più usaldo e sa femmina più pago, bruite, vidi, no, usaldo, no, dando saffenno e fine, dando sa femmina, devi affettare questo italiano. Comunque non è una cosa che per tocca solo la Sardegna, bruite in tutto il suo mondo, bisogna studiare e letteratura sul gusto, normalmente sa femmina e sommascioso si pongono adenanti di una lingua di minoranza in maniera diversa. Ma una volta sa femmina sono cussa che conservano questa lingua di minoranza, altra volta invece sono cussa che di più introducono questa lingua di maggioranza. Però mi pare che in questa chicca no. Ecco, questa chicca che io ho fatto prendere su un testi questionario, questo 83, in realtà sa femmina fini veramente bilingue. Ci conosciamo italiani su salve. Sono mascio fini monolingue salvo, italiano fini veramente povero. Per esempio, questa è una differenza. Credo che, non dico così, Riccardo o Gloria, che dai Valori in padre, sul Festival del Vaulas, Vivini hanno fatto proprio una tavola lunga sopra il gusto, sa lingua de minoria e sa femmina. Vivini saldasa, Vivini galiziana, bascasa e catalana e corsica. Non dico così, de che di defendare. Non so femmina, intanto non viene di me. No, però l'idea che accusa di comprendere come in altro luogo del sud Mediterraneo e dell'Europa il femmina si rapporta a sa lingua. Do ad esempio, se non è appunto femmina come canale di Vittoria, su cui si conserva di blues sa lingua, e invece altro luogo non funziona alla stessa maniera. Su di più questo evento, questa cosa che abbiamo cercando per indagare in questa situazione, viene proprio a far dare il sardo non deghere a una femmina. Che assai spesso si intende questa cosa, tu sei una signorina, devi parlare in italiano, comprende? Però tutto questo evento, tutta questa registrazione deve essere disponibile in YouTube in questa via, quando è cosa veramente si usa ancora montando su video e fanno tutto l'altro, però deve essere disponibile. Sì, un evento di un'ora, un'ora e mezzo, è una cosa di interesse a me. Grazie. Grazie Riccardo. Altro intervento, dai. Prego Francisco Pallone. Salute, che non mi conosco, io sono Saligheri, però poi mi sa, mi piace. Questa lingua materna è una lingua di elezione. Queria dire una cosa, noi in Salighera abbiamo un altro problema, non è più sul problema del stigma linguistico. Io ho potuto sonore su Viaghere di fare su direttore dell'inchiesta d'usos linguistics, una inchiesta linguistica promuovita dalla Generalitat di Catalogna e su Comune di Salighera, su 2020. A questa domanda tanto non avere querite voi chi su Salighedesimo essere imparato e senza ricolasa su 92% delle aziende in area Chiemo. Questa attitudine è positiva che una persona che non lo vede da mannato guardi, io lo so che sono contro tendenza, però io non lo voglio vedere a scuola, tanto so che tutti direbbero di sì. Culta è una fotografia del momento stessa, situazione salighera, dal suo punto di vista, del annuncio questa attitudine positiva. Però, quando abbiamo sapere
so babos del mamasa che vai a dare in Saligheresu con suo pizzino su 3 spoghetti. Tanto il suo problema è noi in Salighera, che noi abbiamo un'attitudine positiva, però non è propositiva. Tanto in noi non è una banalità, che se siamo in noi è che lo piace a fare cosa? In salto, in Saligheresu e non muoviamo a fare cosa. Però non è una cosa che è banale a fuori di noi. Un altro problema è sul delegazionismo, che in famiglia narrano mi sarebbe piaciuto l'algherese, sì, si dovrebbe fare a scuola. E Nicola narrano, certo, ma è inutile che lo facciamo solo a scuola e poi non si parli in famiglia. E comunque anche le istituzioni dovrebbero fare qualcosa. Questa istituzione, certo, noi politici potremmo fare, ma se poi non si insegna a scuola in famiglia, appunto il delegazionismo, la prima cosa che dobbiamo fare, già non si va a tenere, è a pensare che devo trovare Dio. Grazie. Grazie. Prego. Io vi raccontare Sì. una cosa, A te fanno aiuta da solo. non è una lezione di linguista o di cosa del suo genere. Questa una persona in gamba e chinale, un grande studioso, ha deciso di rivendare la salvezza. Sanana della Salizzina, o Sanana di più giovane, l'ha nato. A lui ti vede di sangue. Vediamo di italiano della sua ciuccio. Sanana andava subito. E tutto è su vacchi italiano, quindi la lingua che la veglia dalla Tusaggiana, sa che l'anima del vestigio e tutto il fedele in italiano. Ha subito di far bene la libreria di Stato e di marito adesso però ora siamo fino a una volta per bene, bisogna che era fedele di Stato. E questa medicina, non soltanto lei ha pensato, fermiamo a proposito una medicina dell'esame, 4 anni, così dei Gonzaia, quindi si calcola la venomea nel salto, in cane gente, non riproviela, e quando bisogna andare a scuola di infanzia, San Gino, San Marcos, non li pregaia di salto, e che viene bene fedele italiano. Sì. E qui hanno però è tutto una fotografia veramente questa situazione che noi usiamo che non mancava sono dottoressa Solacci di la Siviglia a fare chiesa del Sarocca, se no non si deve palazzo nemmeno voi grazie però non dici di Che otras preguntas. Forza. Beh, questa cosa positiva già si può essere chi sa sensibilità da schiacchiere, no? Insomma, un tempus sa credenza di fondo e via no, ma in sardo no, si imparare su sardo no, tanto imparare che ora stiamo andando. Però come sa sensibilità del guardia che sia un vago smaniamo, no? No, io invece a Mirta, vabbè, te l'ho già fatta ieri la domanda. No, va bene, secondo te questa esperienza e anche l'esperienza della ricerca potrebbe avere delle ricadute nella gente, nel cambiamento dell'atteggiamento? Tu che cosa pensi? Cioè che come tu le immagini? E lo dico anche a Antonella questo. E devono essere condivise. Allora tu hai detto che questo incontro verrà messo su YouTube, eccetera. Questo è importante. Non questo. Allora vanno condivise. Anche questo, perché io ho capito quello che avete detto, la sensibilità nei confronti del linguismo cresce, queste iniziative aiutano, e io dico anche questa ricerca aiuta, però dobbiamo arrivare a tutti, bisogna arrivare alla cittadinanza, alla popolazione.
E ricordate, voi vedrete che c'è anche il logo dell'Università di Urbino su questo evento, perché c'è il patrocinio del nostro dipartimento. Questa ricerca è frutto di una convenzione tra Corona del Logo, Bilingualism Matters e l'Università di Urbino, e questa per me è un'attività di terza missione. Quindi la ricerca sta dando un riscontro alla popolazione, perché la popolazione paga l'università, per le vostre, come anche la scuola, devo dire, voi pagate noi ed è giusto che noi poi formiamo i cittadini. E voi diciamo, cioè, voi siete una piccola percentuale della cittadinanza e siete forse più formati e più sensibili a questo tema. Noi dovremmo arrivare a tutti, dovremmo arrivare invece anche alle fasce più, se vogliamo, che hanno meno strumenti per capire questi aspetti. Voglio solo condividere quello che ha detto Mirta fino adesso, cioè proprio cerchiamo di raggiungere le persone in modo tale che abbiano abbastanza informazioni per poter prendere decisioni informate. Cerchiamo di parlare a tutti i settori della società, di tutte le provenienze, in modo chiaro, in modo che possano capire cosa dice la ricerca e che possano prendere decisioni informate invece che basate su pregiudizi. Ed è questo che cerchiamo di fare con Bilingualism Matters. Tra l'altro avevamo anche una filiale in Sardegna qualche anno fa, forse riusciremo ad averne un'altra, ma è essenziale, secondo me, come noi siamo ricercatori accademici, ma dobbiamo veramente costruire ponti tra la ricerca e la società, non solo perché la società può beneficiare di quello che facciamo, ma noi beneficiamo come ricercatori, capiamo meglio come funziona il bilinguismo in diversi contesti e quindi facciamo anche una ricerca migliore. Grazie. Posso aggiungere qualche cosa? Dai. Tanto, come arrivare a tutto? Come arrivare a tutto? Noi come sardi di scuola, che siamo una truma di gente volontaria, siamo chi tende a fregare una rezza di insegnanti, soprattutto. Così, se no che vanno insegnanti, che non hanno ancora lasciato l'indirizzo email, ho pregunto di nuovare. Pruite, attraverso i suoi insegnanti, che possiamo arrivare a questa famiglia, possiamo fregare una rezza che da su bascio porta da appunto a conoscere il risultato di questa chicca internazionale su quello che è Così, ecco, ho pregunto, aiutateci a fregare tutta l'ezza dei insegnanti. Non si cambiare materiale, non si cambiare esperienza, non si cambiare di tutto, non discutere. Gai amo sa vostra o idee non si pramminare questa società. Grazie. L'indirizzo email del Sardo di scuola. Intanto voglio salutare la maestra